Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il lunedì 28 settembre e come al solito tutto va bene. RadioRPL.it, il sito di riferimento per la nostra radio, dove trovate tutto ciò che serve, compreso come ascoltarci. DAB Plus, la radio digitale, canale 740-740 della TV digitale terrestre, smartphone e tablet scaricando la app di RPL, la tua radio, per Android e iOS, desktop sulla nostra web radio radiorpl.it oppure tramite lo smart speaker Amazon di Alexa, installando la skill per Alexa di RPL, Android Auto e Apple CarPlay sull'automobile, scaricando l'app di RPL la tua radio e collegando lo smartphone al sistema Android o Apple CarPlay Auto, e poi YouTube e Facebook. In questo momento non state vedendo un bel nulla, ma prossimamente ritornerete a vedere la nostra edicola digitale, quindi seguite il canale Facebook e YouTube per non vedere assolutamente niente se non la tendina di RPL, la tua radio. RadioRPL.it, il sito di riferimento. Adesso vedete il nulla, che è pur sempre un esercizio filosofico, psichiatrico, psicologico abbastanza interessante. Guardare il nulla sentendo le notizie, così si sentono meglio e non ci si distrae. Allora, vediamo intanto le agenzie di stampa. Prima pagina dell'ANSA sui contagi da coronavirus, stabili 1766 ma con 20.000 tamponi in meno, le vittime sono 17. Piccoli lockdown locali in alcuni comuni della Sardegna. In Sicilia mascherine anche all'aperto. L'aumento dei casi è molto lento, dice il vice ministro della Sanità Sileri. Sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA.it, con il Recovery Fund, dice il governatore della Banca d'Italia Visco, recuperare ritardi di istruzione e ricerca. Da un punto di vista economico il MES ha solamente vantaggi, ha detto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Ne va della credibilità, invece, dice il Premier Conte, di questo governo e di tutto il sistema paese. Non possiamo fallire su questo progetto di recovery plan, dice il Premier Conte al Festival dell'Economia Civile di Firenze. È un tempo di rinnovamento, non possiamo tornare alla normalità. La rigenerazione dell'economia è un fil rouge come auspicio perché si realizzi una più autentica forma dei rapporti tra pubblico e privato, che collochi nuovamente al centro il cittadino e la persona umana, dice Conte. La sensibilità del governo è molto in linea con la vostra prospettiva. Nella Carta di Firenze leggo tanti profili pienamente condivisi dal governo. Per la biodiversità ritengo occorra una riforma costituzionale per valorizzare sempre più la tutela dell'ambiente, con tutte le forze senza distinzione tra maggioranza e opposizione. Bisogna inserire un riferimento allo sviluppo sostenibile. E poi ancora, ha detto Conte, l'empowerment femminile sarà al centro dell'agenda del G20 in programma il prossimo anno in Italia. Empowerment, segnatevelo giù, empowerment femminile si dice. Interpellato sui progetti per il Recovery Fund, ha detto la sua anche il governatore della Banca d'Italia Visco. Bisogna operare sul basso livello di istruzione, dotando l'intero ciclo di risorse migliori e più adeguate, ma è essenziale recuperare il gap sulla ricerca, con la spesa che è la metà della media OCSE. Sono problemi che sottolineiamo da anni. Le proposte sono tantissime, sia quelle che il governo ha raccolto, sia quelle che vengono da molti gruppi, istituzioni, enti. Ogni giorno credo di ricevere 1 o 2 documenti. Credo sia bene che proposte specifiche non vengano da parte nostra, ma possiamo identificare i ritardi che abbiamo a partire dal capitale umano. E da un punto di vista economico il MES, il fondo salva stati cosiddetto, ha solamente vantaggi. Non si va sul mercato, è a lunga scadenza, a condizioni buone. La condizionalità è solamente spendere i soldi nel settore per il quale è stato disegnato questo fondo. Non vedo gravi problemi a usarlo. L'unico potrebbe essere quello dello stigma, ma quello stigma è legato a un cattivo utilizzo dei fondi o a una cattiva comunicazione. Mi chiedo perché uno ha paura di mostrare che utilizza bene dei fondi, anzi, se lo mostra ha maggiori facilità di raccolta sul mercato a condizioni migliori di quelle che ora, pur migliorate, non sono ancora vicine a Spagna e Portogallo, ha detto il governatore della Banca d'Italia Visco. Il maltempo flagella l'Italia, pioggia, vento e neve, acqua alta
a Venezia, paura a Sarno, 2 feriti per una valanga. Mentre Grillo vende pietra pomice su eBay, annuncio rimosso. Il video in cui il fondatore dei 5 Stelle propone l'oggetto per pulire e smerigliare il cervello umano compare su Facebook. E poi ancora Autostrade per l'Italia, vertice a Palazzo Chigi, risposta entro il 30 o revoca. Riunione ieri notte di Conte con Gualtieri e la ministra De Micheli, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. A proposito appunto a proposito di quello che adesso rivediamo, perché l'agenzia ANSA ci è scomparsa da sotto gli occhi, meno male che voi non lo potete vedere, voi avete davanti il blu del nostro logo RPL e quindi non siete distratti. Dicevamo in primo piano anche Autostrade per l'Italia, il vertice notturno, avanti con la revoca della concessione ad Autostrade se da Atlantia entro il 30 settembre non arriveranno risposte che consentano di portare avanti il percorso deciso a luglio dal governo per rendere Autostrade per l'Italia pubblica con l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti. È la linea del governo emersa da un vertice che si è svolto nella notte a Palazzo Chigi. Il premier Conte si è confrontato con i ministri Gualtieri e De Micheli, con loro il segretario generale di Palazzo Chigi, Chieppa, i capi di gabinetto dei ministeri dell'economia e delle infrastrutture. Ne sarebbe emersa la valutazione di una situazione sempre più compromessa e una posizione in favore dell'avvio della procedura di revoca se non arriveranno le risposte sollecitate nei giorni scorsi in uno scambio di lettere con l'azienda, scrive l'agenzia ANSA in primo piano. E rimanendo sempre all'agenzia ANSA, adesso ci arriviamo anche alle altre notizie. Salva 2 ragazzi e annega un militare eroe trovato morto. A ripescare il cadavere l'equipaggio della motovedetta Capitaneria di Porto, sulla quale il giovane sottufficiale aveva prestato servizio. Il cordoglio di Mattarella e Conte. Di Maio sospende una visita pubblica in programma a Milazzo per rispetto di Aurelio e della sua famiglia. Colleghi in lacrime. A trovare il cadavere sono stati i colleghi che con lui lavoravano fianco a fianco. Il corpo di Aurelio Visalli, 40enne sottufficiale della Guardia Costiera, annegato ieri durante un salvataggio in mare di 2 adolescenti, era nelle acque della Baia del Tono a Milazzo. Una morte tragica. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un'inchiesta per capire come sia stato organizzato l'intervento di soccorso costato la vita al sottufficiale. Lasciamo l'agenzia ANSA con un altro dei punti caldi del mondo che riprende fuoco, il Caucaso in fiamme e guerra tra Armenia e Azerbaigian. Altissima tensione nel Caucaso fra Armenia e Azerbaigian. Si combatte nella regione autonoma del Nagorno-Karabakh. L'esercito azero ha prima bombardato le postazioni delle forze indipendentisti armene che avevano attaccato durante la notte e poi ha lanciato una controffensiva. Gli indipendentisti armeni affermano di aver inflitto perdite al nemico. Il Ministero della Difesa armeno, da Yerevan, la capitale dell'Armenia, fa sapere che 2 elicotteri militari azeri sono stati abbattuti. I separatisti armeni della regione autonoma azera del Nagorno-Karabakh hanno dichiarato la legge marziale e la mobilitazione generale dopo che le forze armate dell'Azerbaigian hanno lanciato la controffensiva. Nel frattempo sia il governo di Baku che i ribelli separatisti rendono noto che i combattimenti nel Nagorno-Karabakh stanno provocando molte vittime nella popolazione civile. Le forze dell'Azerbaigian turcofile hanno ucciso 16 uomini delle truppe separatiste armene nel Nagorno-Karabakh. All'alba le forze azere hanno iniziato un'offensiva nella regione autonoma contesa del Nagorno-Karabakh per neutralizzare le forze belliche dell'Armenia e salvaguardare la sicurezza della popolazione civile, comunica il governo di Baku. Il governo armeno non ha neanche tentato di nascondere i suoi fini. Siamo uniti dietro al nostro Stato e al nostro esercito, vinceremo, ha postato su Facebook il premier armeno Nikol Pashinyan dopo la notizia dell'abbattimento da parte dei ribelli filo-armeni di 2 elicotteri azeri. Con questo lasciamo appunto l'agenzia ANSA in prima pagina, con Biden che dice che la nomina di Trump alla Corte Suprema è un abuso di potere a poco più di un mese dalle presidenziali, e andiamo a vedere velocemente anche l'ADNchronos.com che proprio sugli Stati Uniti apre la prima pagina. Il New York Times denuncia Trump per anni
non ha pagato tasse, e accendendo i riflettori sulla dichiarazione dei redditi del presidente. Donald J. Trump ha pagato tasse federali sul reddito per $750 all'anno, per $750 nell'anno in cui è stato eletto presidente. Nel suo primo anno alla Casa Bianca ha pagato altri $750. Il New York Times accende i riflettori sulla situazione fiscale di Donald Trump. Le tasse del presidente, che The Donald ha tenuto finora riservate, sono da tempo argomento di discussione negli Stati Uniti. Secondo il New York Times, il presidente non ha pagato per niente tasse sul reddito in 10 degli ultimi 15 anni, perché ha registrato perdite superiori al denaro guadagnato. Mentre il presidente è impegnato nella campagna per la rielezione, le sue finanze sono sotto stress, appesantite da perdite e da centinaia di milioni di dollari di debiti che ha personalmente garantito, scrive il quotidiano, evidenziando poi il rischio di un contenzioso con l'Internal Revenue Service sulla legittimità di un rimborso fiscale di $72,9 milioni che ha chiesto e ricevuto dopo aver dichiarato enormi perdite. Un giudizio sfavorevole potrebbe costargli più di $100 milioni. I documenti, secondo il New York Times, descrivono un uomo d'affari che incassa centinaia di milioni di dollari all'anno, ma accumula perdite croniche con la strategia finalizzata a evitare di pagare le tasse. I dati, scrive il New York Times, mostrano che Trump dipende sempre di più dai soldi prodotti da aziende che lo mettono in potenziale, spesso diretto, conflitto di interessi con il suo ruolo di presidente. Il New York Times ha ottenuto dati sulla dichiarazione dei redditi che abbracciano più di 2 decenni e riguardano le centinaia di società che compongono la galassia imprenditoriale del presidente. Le informazioni si riferiscono anche ai primi 2 anni alla Casa Bianca, ma non riguardano il 18 e il 19. Ulteriori articoli nelle prossime settimane, così il New York Times e l'ADN Kronos, che apre su questa storia. E sempre dagli Stati Uniti, il virologo Fauci: c'è pericolo di una seconda ondata ancora più grave per quanto concerne ovviamente il Covid-19. Anche voi italiani dovete stare molto attenti all'inizio dell'autunno e dell'inverno. Tutti sono preoccupati da un'altra chiusura, vogliono tornare alla normalità, ma bisogna resistere perché il rischio è che questa seconda ondata sia ancora più grave, dice Anthony Fauci, direttore dell'Americano Istituto Nazionale di Allergie e Malattie Infettive, sottolineando come non è possibile dare una risposta definitiva sulla data dell'efficacia di un vaccino. Dipenderà dai vaccini ora sotto esame, che devono essere sicuri ed efficaci, dice Fauci. Sempre dal primo piano dell'agenzia di Kronos, Covid in Sicilia, obbligo di mascherina anche all'aperto, e poi il caso Becciu in Vaticano, il 5% donato, i rischi, l'accordo Angels Caritas per la birra Pollicina. Un accordo di partnership per apporre il marchio Caritas Roma sulla birra Pollicina, una birra artigianale commercializzata dalla società di cui è amministratore Mario Becciu, il fratello dell'ormai ex cardinale Angelo Becciu, in cambio della donazione alla fondazione del 5% del fatturato di vendita. È uno dei casi contestati dal Papa all'ex numero 2 della Segreteria di Stato Vaticana, e che ha portato alla rinuncia ai diritti del cardinalato. Tra le ipotesi degli inquirenti vaticani e italiani è finito il documento, alla cui attenzione è finito il documento, c'è quella che l'operazione possa essere stata favorita da Monsignor Angelo Becciu e che, anche in considerazione della disciplina di settore prevista in Italia, possa aver generato guadagni indiretti alla Angels, cosa che è stata appunto contestata dal Papa al suo ex uomo di fiducia. Ma anche altri punti dell'accordo, firmato il 18 novembre 2019 da Monsignor Giampiero Palmieri come legale rappresentante pro tempore della Fondazione Caritas Roma Onlus, e da Mario Becciu, amministratore unico azionista del 95% della società. Il protocollo prevede la concessione del marchio in cambio della donazione del 5% del fatturato di vendita da parte della società di Mario Becciu. Il concetto di donazione, intesa come erogazione liberale che consentirebbe detrazioni e deduzioni fiscali, è in contrasto con l'accordo che prevede tra le cause di risoluzione del contratto il mancato versamento, bla 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 bla. Insomma, affari per i quali Becciu è finito nel mirino del Papa, mentre Conte dice che sul recovery non possiamo fallire, sui fondi europei in gioco la nostra credibilità. E poi ancora dalla ADN Kronos sull'Inps, Di Maio ha dichiarato: non perdo la fiducia in Tridico, né nel ministro Gualtieri né nel ministro Catalfo, che seguono il dossier sull'aumento di stipendio del presidente dell'Inps. Con ciò lasciamo
le agenzie di stampa e andiamo a vedere a questo punto i quotidiani di oggi. Partiamo come al solito dal Corriere della Sera. Apertura di prima pagina sul Corriere della Sera di oggi dedicata alla scelta di Conte cambiare il reddito di cittadinanza con app e controlli. No a chi rifiuta il lavoro. Svolta per il reddito di cittadinanza, l'indicazione del Premier Giuseppe Conte è di renderlo inaccessibile a chi rifiuta il posto di lavoro proposto. Intanto per il governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco dal MES solo vantaggi economici e rilancia. La troika non esiste, invitando il Paese a recuperare il gap su istruzione e ricerca, come abbiamo già visto. E in primo piano sul Corriere della Sera il militare eroe Aurelio Visalli, motorista della Capitaneria morto per salvare 2 ragazzi che stavano annegando nel mare di Milazzo in Sicilia. Mentre qual è il prezzo per la mancanza di libertà in Cina? È l'oggetto del data room di Milena Gabanelli con Luigi Offeddu. La pandemia è solo un esempio, ma quanto conta la libertà di parola in un mondo sempre più interconnesso dove la Cina ha un ruolo centrale? Per il giurista He Wei-Fang l'assenza di libertà di parola ha favorito il Covid. E ancora in primo piano sul Corriere la pandemia, il Covid, 1 milione di vittime nel mondo, foto di Madrid, solitudine e silenzio, una donna in un parco, ogni bandierina spagnola piantata nel parco intorno a lei ricorda una vittima del virus. Dall'isola di Giava un bambino a Bogor seduto davanti ai murales che rappresentano la pandemia e a Londra tavolini di un caffè all'aperto con un solo cliente dopo le restrizioni volute da Boris Johnson. Diciamo 1 milione di vittime ma non ci crediamo perché non le vediamo, scrive Paolo Giordano. Poi c'è il caso dell'INPS, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera. Tridico resiste, non ho nulla da chiarire e non mi dimetto. Per il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, nulla da chiarire. Ha già detto tutto il comunicato della direzione del personale dell'INPS. Nessun arretrato gli è stato corrisposto dopo l'aumento di stipendio da 62.000 a 150.000 euro lordi. Nessuna intenzione di dimettersi. Tridico ritiene che il caso non sussista perché mancano i fatti. Così sul Corriere della Sera. Vediamo anche i commenti, o meglio l'editoriale di Dario Di Vico, intitolato La società dei confini. Dopo aver letto i commenti sulle recenti elezioni amministrative e gli esiti del referendum, si può dire che i residenti nelle cosiddette ZTL, zone a traffico limitato nel cuore delle città, non godano di buona reputazione. Nel migliore dei casi vengono raffigurati come super privilegiati, possiedono belle case in posizione centrale, hanno ruoli apicali nelle aziende, sono liberi professionisti di vaglia, godono di buoni consumi culturali, possono permettersi le migliori scuole per i loro figli, vivono in una bolla di autoreferenzialità. Sarebbero portati a credere che le loro convinzioni o le loro idiosincrasie dovrebbero essere condivise universalmente. Attorno alle ZTL e ai loro seggi elettorali troviamo come contraltare l'oceano delle diseguaglianze, abitato da una pletora di naviganti che combatte quotidianamente con le contraddizioni di una società scucita come quella italiana di oggi, dall'orientamento scolastico dei figli al parcheggio sotto casa. Insomma, le ZTL come simbolo delle classi dominanti, al contrario delle classi subalterne. A questo proposito vi ricordo che debutta oggi alle 9:30 Piccola Patria, i subalterni, una nuova trasmissione condotta qui a RPL da Francesco Borgonovo, vice direttore del quotidiano La Verità. L'attualità politica, le notizie della settimana, libri, cultura dal punto di vista delle classi subalterne, come ebbe a definirle un noto giornalista che stigmatizzò in questo modo l'Italia leghista dopo il voto alle ultime elezioni europee del 2019, le classi subalterne. L'appuntamento dunque con Piccola Patria e subalterni il lunedì, ma anche il venerdì, ad apertura e chiusura della settimana dalle 9:30 alle 10:15 con Francesco Borgonovo. C'è anche una rubrica all'interno della rubrica, la scoprirete soltanto ascoltando, appunto, dalle 9:30 di oggi alle 10:15 il debutto della rubrica Piccola Patria e subalterni condotta da Francesco Borgonovo, vice direttore del quotidiano La Verità, il lunedì e il venerdì dalle 9:30 alle 10:15. E sempre rimanendo all'attualità, appunto dicevamo, le classi subalterne, quelle subalterne, che bella definizione, quelle dominanti nell'oggetto, nella riflessione anzi di Dario Di Vico. Oltre l'aspetto politico-culturale, a giocare contro la reputazione degli abitanti delle ZTL, cioè delle classi dominanti, c'è anche tutta la narrazione
sulla gentrification. Cosa significa? In sostanza, il loro insediamento nei centri storici si sarebbe realizzato nel tempo grazie all'espulsione dei vecchi abitanti per problemi di reddito e delle attività artigianali a scapito delle risotterie. A loro discolpa, gli abitanti delle ZTL hanno ricordato che le contraddizioni città-campagna riguardano l'intero Occidente, non sono una peculiarità italiana. Insomma, la società dei confini, privilegi da superare, è opportuno chiedere agli abitanti delle zone centrali della città di mettersi a disposizione per ricreare una necessaria connessione con il paese reale. Guardate ai poveri, insomma, classi dominanti. Guardate un po' più condiscendentemente alle classi subalterne. Lasciamo il Corriere della Sera con la rubrica del lunedì di Alessandro D'Avenia, scrittore e insegnante, sul Ultimo Banco, la sua rubrica oggi intitolata Clarisse. Clarisse, incredibile la capacità di identificazione di quella ragazza, Clarisse. Era come l'appassionata spettatrice di uno spettacolo di burattini che prevede ogni battere di palpebre, ogni gesto della mano, ogni movimento di un dito un istante prima che lo spettacolo cominci. Sono le parole con cui Guy Montag, il protagonista di Fahrenheit 451, descrive appunto Clarisse, la 17enne che lo guarisce dalla sua cecità. Egli vive in un mondo in cui gli uomini si credono liberi, ma sono diventati burattini. Montag lavora in un corpo di pompieri che non devono spegnere incendi, ma dar fuoco a degli oggetti considerati pericolosissimi perché costringono le persone a ricordare chi sono e per quale ragione respirano. I libri. Il titolo del romanzo viene dalla temperatura necessaria a far bruciare la carta, Fahrenheit 451. Il brano su Clarisse che ho riportato è stato scelto da una mia studentessa, scrive D'Avenia, alle prese con un tema incentrato sul passo che li aveva più colpiti. Durante l'estate ho fatto leggere agli studenti di prima superiore 3 libri incentrati su un pericolo che li minaccia oggi più che mai: la privazione progressiva e inconsapevole della libertà che scorgo nella loro crescente difficoltà a prendere decisioni, anche le più piccole, lasciando la scelta agli altri o al caso, scrive D'Avenia nella sua rubrica sul Corriere della Sera di oggi. I libri sono Open, Fahrenheit 451 e La fattoria degli animali. Volevo che i miei ragazzi vivessero l'esperienza di perdere la libertà in 3 ambiti vitali: famiglia, cultura e politica, e scoprissero che può accadere inconsapevolmente, come ai protagonisti di queste storie scivolati nella schiavitù senza rendersene conto. Come? Hanno rinunciato alla verità. Per vivere bisogna fare scelte. Le scelte dipendono sempre dalle convinzioni che ci muovono. E quando non ne abbiamo, perché abbiamo rinunciato a decidere per chi e per cosa viviamo, finiamo con l'assorbire le opinioni dominanti. Chi sceglie le verità di maggioranza spesso sceglie il potere, non la verità, perché ci tranquillizza essere parte di qualcosa di più grande, avere una parte nel grande spettacolo. Montag, per esempio, non ha mai messo in discussione il suo lavoro e il modo in cui vive, né l'avrebbe fatto senza Clarisse. La mia studentessa dice di aver scelto il passo su di lei perché, come accade a Montag, sta perdendo l'attenzione. Il pompiere, poche righe prima, ha paragonato Clarisse a uno specchio che gli permette di vedere la verità su se stesso. La ragazza ha infatti un nome parlante, da Clarus, che significa chiaro, trasparente, puro. Grazie a lei l'uomo scopre perché è infelice e comincia a lottare. E una 14enne di oggi ha nostalgia di questa chiarezza e dice che l'ha persa a causa della disattenzione. I nostri occhi, scrive Alessandro D'Avenia, sono ben aperti ma dedicati a chi li sa sedurre anziché alla realtà. La rete si è accaparrata in modo spettacolare la nostra attenzione, che serve a profilare i nostri comportamenti, a orientarli per venderci prodotti e convinzioni. Se qualcosa è gratis, il prodotto sei tu, come mostra il documentario The Social Dilemma. L'algoritmo che governa Google o i social costruisce attorno a noi uno spettacolo che scambiamo per il mondo, una ricerca da risultati diversi per ciascuno. Il tribalismo è la paradossale conseguenza del villaggio globale. Abbiamo scelto, senza rendercene conto, di regalare la nostra attenzione a chi sa come usarla e manipolarla. Questo colpisce soprattutto la generazione che ha un cellulare in mano fin dall'infanzia. Vi siete mai chiesti perché 13 anni sia la soglia per aprire un profilo Instagram? Perché ogni sito che aprite vi chiede di accettare i cookies? Perché Steve Jobs impediva l'uso degli oggetti che creava ai suoi figli?
Adesso le conseguenze cominciano a essere evidenti e rilevanti a livello psicologico e sociale. Gli adolescenti, scrive Alessandro D'Avenia, prima pagina del Corriere della Sera nella rubrica Ultimo Banco, gli adolescenti sono sempre meno inclini a rischiare, scoprire, fare scelte, mettersi in gioco, relazionarsi, perché sono ipnotizzati da uno spettacolo che li riempie e dà dipendenza. L'espropriazione dell'attenzione, dal latino tendere a, non permette di incontrare la realtà, che è necessaria per scoprire chi siamo, i nostri limiti e la nostra grandezza. Senza attenzione, che è la presenza del presente, il nostro io si disincarna, non sa più agire, comincia ad avere paura del mondo. Ritrovare l'attenzione, conclude D'Avenia, è necessario per ritrovare se stessi e ribellarsi alla dolce schiavitù che ci consegna al vuoto spettacolare del consumismo. Clarisse è il nome dei nostri incontri con la realtà. Un libro, Un giorno senza cellulare, una passeggiata in cui scoprire che alberi e nuvole esistono ancora, una chiacchierata a cuore aperto con un amico e tutte quelle cose che rafforzano la nostra resistenza interiore a ogni forma di dominio. Il segreto di Clarisse è la famiglia. Non hanno televisori, parlano tra loro, sono liberi da ogni manipolazione. Per sapere che fine fa, leggete il libro. Così Alessandro D'Avenia in prima pagina sul Corriere della Sera. E a proposito di Corriere della Sera, pagina 2, andiamo velocemente a vedere l'articolo sul reddito di cittadinanza. Stretta su chi rifiuta il lavoro, questo sarebbe l'orientamento del governo, il piano del Premier Conte, anzi una app per incrociare domanda e offerta evitando che sia una misura assistenziale. Voglio una soluzione operativa entro 6 mesi, il reddito di cittadinanza rischia di essere una misura assistenziale senza progettualità. Questa perentoria disposizione di Giuseppe Conte, scrive il Corriere della Sera, è avvenuta dopo 3 riunioni riservate negli ultimi giorni col ministro del lavoro Catalfo, dell'innovazione Pisano e il presidente dell'ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive sul Lavoro, Domenico Parisi, l'esperto che ha lavorato negli Stati Uniti e che ormai da mesi lamenta di essere ostacolato nel suo lavoro, di avere le mani bloccate. Insomma, è con taglio decisionista che il Presidente del Consiglio, scrive il Corriere, ha preso in mano il dossier sul reddito di cittadinanza e le politiche attive sul lavoro. Ha chiesto alla Catalfo e a Parisi di collaborare invece di litigare e ha stigmatizzato che a distanza di 1 anno e mezzo dall'introduzione del reddito non c'è traccia di un sistema nazionale informatico che dovrebbe aiutare i disoccupati a trovare lavoro e le aziende a trovare le persone che lo cercano. Pur essendo stati stanziati decine di milioni di euro, non sono stati ancora spesi e il reddito di cittadinanza rischia di restare una misura non a termine o prologo di un inserimento al lavoro, ma puramente assistenziale. Conte ha prima messo nel mirino quota 100, ribadendo che non verrà confermata, ventilando anche un nuovo sistema pensionistico che distingua per la prima volta fra lavori usuranti e non. In queste ore sta finendo di apportare modifiche che ritiene necessarie al nuovo sistema di gestione degli sbarchi dei migranti, che abolirà in uno dei prossimi Consigli dei Ministri i decreti sicurezza voluti da Salvini, e ora punta a cambiare anche il sistema complessivo del reddito di cittadinanza, che in questo modo non può continuare a funzionare, ha detto Conte. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Torniamo allora alla questione del reddito di cittadinanza da rivedere. L'intervento di Conte ha più di una ragion d'essere, scrive il Corriere, perché la misura del reddito è diventata in molti casi un deterrente alla creazione di occupazione. Conte ha chiesto alla ministra Pisano di istituire una task force che si occupi di progettare e rendere operativa una struttura informatica
che metta insieme 20 sistemi regionali diversi con regole diverse che oggi i navigator sono chiamati a rispettare e che sfoci in una app nazionale, un sistema operativo in grado di funzionare per rendere più difficile rifiutare il lavoro e mantenere il reddito. Andrà fatta una gara, bisognerà cambiare alcune norme della legge che ha introdotto il reddito di cittadinanza, forse anche alcune deleghe, ma su questo punto Conte è stato categorico. Entro 6 mesi non vuole una risposta, ma un sistema che funzioni, anche introducendo incentivi per le imprese che dovranno iscriversi al sistema stesso. Si è già perso 1 anno e mezzo. Oggi un'azienda di Treviso che cerca un ingegnere biomedico non sa che lo troverebbe in Sicilia e viceversa, e in questo modo tutto il sistema della legge non può andare avanti, scrive il Corriere della Sera, annunciando questa stretta su chi rifiuta il lavoro. Mentre sempre dal Corriere della Sera un articolo dedicato alla Lega, Salvini a processo, raduna la Lega a Catania, da giovedì la kermesse per il caso Gregoretti, l'ingresso nel Partito Popolare Europeo lo escludo, ha detto Salvini, che oggi va da Zaia. Per 3 giorni Catania diverrà capitale europea della libertà. Matteo Salvini aveva annunciato che avrebbe trasformato un possibile problema in un'opportunità, scrive il Corriere della Sera, ed è con questo spirito che si avvicina al processo per il caso Gregoretti, che sabato lo vedrà protagonista in un'aula del Tribunale di Catania. Da giovedì, annuncia il segretario leghista, saremo in Sicilia a parlare di Italia, giovani, lavoro, scuola, tasse, ambiente, diritti, libertà. Non contro qualcuno, ma per un futuro migliore. Nella domenica che dedica a 3 piazze lombarde che andranno al ballottaggio, Voghera, Corsico e Legnano, Salvini ostenta tranquillità sulla vicenda giudiziaria. Non mi sento vittima della giustizia, parlo a testa alta, penso di aver servito il mio paese facendo un preciso dovere, la lotta al traffico di esseri umani. Vado lì tranquillo, comparirò come imputato a nome vostro. Per il resto, ospite di 2 trasmissioni televisive, mezz'ora in più su Rai 3 e Non è la D'Urso su Canale 5, Salvini tiene a scacciare le nuvole che qualcuno vedrebbe addensarsi sulla sua testa di leader della Lega e del centrodestra. Quanto al primo fronte, annuncia che stasera sarà a cena con Luca Zaia, con cui i giornali, dice Salvini, vogliono farmi litigare, ma non ci riusciranno. Luca è un orgoglio per me, per la Lega, per i veneti, per tutti gli italiani. Quanto al secondo punto, a chi gli chiede se non sia arrivata l'ora di una leadership femminile, riferimento a Giorgia Meloni, Salvini risponde secco: gli italiani hanno bisogno di un premier bravo. Abbiamo candidato tante donne non perché donne, ma perché brave. Dire donna o anziano è mancanza di rispetto. Ci vuole un premier bravo. Sull'Europa escludo categoricamente che la Lega entri nel Partito Popolare Europeo. Allearmi con la Merkel la vedo difficile. Lei fa gli interessi dei tedeschi, io degli italiani. Segue sul Corriere della Sera l'intervista di Marco Cremonesi a Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia e già sottosegretario al Ministero dell'Interno con Salvini. Per 3 giorni parleremo di libertà, sarà la nostra Pontida del Sud. Faremo dibattiti sul paese reale. Il rischio di fare una piazzata, ma che, dice Candiani, qualcuno pensa di distoglierci dai problemi reali del paese, noi continueremo ad occuparcene, ma da Catania. È uno degli organizzatori, Candiani, di Gli italiani scelgono la libertà, una serie di iniziative che si svolgeranno a Catania da giovedì a sabato, il giorno in cui si apre il processo a Salvini per la nave Gregoretti. Un tempo la Lega si riuniva vicino a Bergamo. Siamo alla Pontida del Sud? Domanda il Corriere. A dir la verità, risponde Candiani, ci sarebbe piaciuto, ma le regole per la pandemia non ci consentirebbero un raduno del genere. È vero che per la prima volta andiamo in Sicilia in modo così visibile a parlare di politica, ma noi restiamo quello, un partito che si finanzia con le salamelle, non con le cene da 1.000 euro. In questi 3 giorni in tanti arriveranno a Catania per il processo politico a Salvini, al quale rispondiamo con una serie di incontri e discussioni che rimettono al centro il paese. Venerdì Veronica Gentili intervisterà Giancarlo Giorgetti e Gianfranco Micciche su Nord, Sud e Autonomie. E poi avremo in collegamento Vittorio Sgarbi che parlerà di egemonia culturale e libertà con Lucia Borgonzoni, Angelo Crespi e la fondatrice del festival Naxos Legge Fulvia Toscano. Sul Covid ci sarà un incontro sulle verità nascoste dal governo Conte. Questo non significa, dice l'intervistatore, che il rischio piazzata che parla alla pancia sia scongiurato. Saremo al porto di Catania, risponde Candiani. In piazza ci saranno centri sociali, antagonisti, odiatori della Lega assortiti, il che mi dice qualcosa sull'impostazione che la sinistra intende dare a questo processo.
Cercheremo di accendere i riflettori sul tema delle libertà. Il processo a Salvini è politico. Salvini va alla sbarra dopo la votazione figlia di un accordo politico tra PD e 5 Stelle. L'immunità di un ministro è appannaggio della maggioranza, prosegue Candiani. È sufficiente che sia semplice. Chiaro che se non sei al governo quella maggioranza non ce l'hai. Non per nulla Salvini non è stato mandato a processo quando era al governo e finisce invece a giudizio quando al governo non è più. Di cosa stiamo parlando? Li ha letti i messaggini di Palamara? Non vede le indagini fatte nei nostri confronti con l'unico obiettivo di screditarci? Salvini viene processato perché ha fatto il proprio dovere, difendere i confini. Senta qui, nel 2018, il 25 settembre, gli sbarchi erano stati 21.000. Nel 2019, con Salvini ministro, 7.000. Quest'anno siamo già a 23.000. Ma a quanto pare non basta fermare le navi per essere processati. Il ministro Lamorgese ha tenuto una nave al largo per qualche giorno nel periodo delle elezioni in Umbria. Non mi risulta indagata. Comunque godiamoci Catania e questi incontri per parlare di problemi veri, perché dopo che succede? Che ci lobotomizzeranno con i soliti dibattiti fradici sulla legge elettorale, conclude il senatore leghista Stefano Candiani sul Corriere della Sera, commissario in Sicilia. Gli stessi che ieri ci presentavano l'Italicum come la panacea, ora ci dicono che non va bene, ci vuole il proporzionale. Ma un paese che cambia la legge elettorale ogni pochi anni non sta bene. Così Stefano Candiani, uno degli organizzatori di Gli Italiani Scelgono la Libertà, una serie di iniziative che si svolgeranno a Catania da giovedì a sabato, il giorno in cui si apre il processo a Salvini. Intanto sulla legge elettorale Di Maio apre, è giusta la soglia del 3%. Si può discutere anche di bicameralismo, dice il ministro degli esteri. Lasciamo con questo il Corriere della Sera, andiamo a vedere anche le altre prime pagine rapidamente, il più possibile rapidamente. Repubblica apre oggi in prima pagina appunto con il Vaticano, è svolta nelle finanze, adesso il Papa cambia tutto, dopo gli scandali e il caso Becciu, Bergoglio toglie la gestione dei soldi alla segreteria di Stato, la cassa passa sotto il controllo dell'APSA, l'amministrazione del patrimonio della Santa Sede, di Monsignor Galantino e di un gesuita suo fedelissimo. Con il cardinale ci sono altri 6 accusati. Le rivelazioni decisive, scrive Paolo Rodari in prima pagina sulla Repubblica. Il progetto è stato avviato 10 giorni fa. Dopo il caso Becciu, Papa Francesco ha deciso di togliere tutte le risorse economiche alla segreteria di Stato. E poi ancora l'altro articolo di Gianluca Di Feo, il nuovo nepotismo che sfrutta l'Africa. Antonio Moschito Mbakassi è l'uomo più lontano dalla Chiesa di Francesco, che predica la povertà evangelica e abbraccia le masse sfruttate del terzo mondo. È un magnate africano arrivato a un passo dall'entrare in società col Vaticano grazie all'amicizia con il cardinale Becciu. Poi vediamo, intanto sulla questione della politica interna, Franceschini, fondi e riforme. Lavoriamo con le opposizioni. Sul MES l'intervento del governatore di Banca Italia Visco dà solo vantaggi e la BCE punta anche alla crescita. Le vie di fuga di Salvini è invece il titolo dell'editoriale firmato da Ezio Mauro. Le mezze vittorie sono difficili da gestire, tutto diventa opinabile, figuriamoci le mezze sconfitte. Quando il diavolo leghista poi ci mette la coda, spingendo il segretario ad annunciare in campagna elettorale un cappotto, 7 regioni vinte a 0, si capisce che davanti al 3-3 uscito dalle urne il contraccolpo è ancora più pesante. Campania e Puglia al sovranismo d'opposizione hanno preferito un populismo di governo all'ombra del PD. La Toscana resta a sinistra, il passaggio al sud non è riuscito, al nord il voto consacra la leadership parallela di Zaia e dunque che fare? Tentare la via di fuga. Così su Salvini scrive Ezio Mauro, l'ex direttore di Repubblica. E poi ancora dalla prima pagina di Repubblica arriva Green and Blue, il futuro verde sostenibile online. Dal 2 ottobre le novità del gruppo Gedi degli Agnelli Elkann. Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, tutta la galassia editoriale degli Agnelli Elkann. Ci sono 2 colori nel futuro, il verde e il blu, i colori dell'ambiente che incontra scienza e economia, per saldare in una grande alleanza politica, religioni, tecnologia e società, con l'obiettivo di camminare insieme per una terra giusta, pulita e sostenibile. Di spalla Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e amico del Papa, le imprese diano il buon esempio. Mentre Ilvo Diamanti si occupa nelle sue mappe del lunedì di quei dolori del partito ipotetico dei 5 Stelle. Il movimento vive una fase incerta, segnata da conflitti politici e personali.
Dopo le recenti elezioni le tensioni interne si sono acuite. Poi su Repubblica in prima pagina il New York Times che denuncia per anni Trump non pagò le tasse. Tutto il primo piano è dedicato al Vaticano, poi vediamo anche il primo piano dedicato da Repubblica comunque sulla questione del Vaticano e sulle nuove nomine del Papa in tema di gestione dei soldi vaticani, della cassa sostanzialmente. 7 uomini sono finiti sotto accusa, il Papa ha dichiarato ieri che Gesù non diceva menzogne. La caduta del cardinale sardo Becciu è solo l'ultimo tassello dell'indagine sui fondi della Santa Sede. Insieme a lui altri 6 verso il processo. La svolta dopo l'arresto del broker Torzi. Il cardinale si rivolse a lui quando era già nella lista nera delle banche europee. C'è anche l'intervista al fratello dell'alto prelato, il professor Mario Becciu, che insegna all'Ateneo Salesiano di Roma. La mia birra con il denaro del petroliere angolano, ma Angelo non c'entra nulla. Il petroliere angolano Antonio Moschito ha finanziato con 1,5 milioni la famosa birra Pollicina, quella in cui sono entrati anche i soldi del Vaticano. Il terremoto di Bergoglio, la segreteria di Stato resta senza portafoglio, la gestione dei soldi sarà sottratta all'ufficio del sostituto e affidata all'APSA di Monsignor Galantino sotto il controllo di un gesuita. È il quattrino a tenere banco nell'agenda vaticana, mentre andiamo a vedere anche la prima pagina della Stampa di Torino, apertura di oggi dedicata al MES, cioè al Fondo Salva Stati, il pressing della Banca d'Italia e un piano verde da 75 miliardi. Sulle autostrade ultimatum del governo, risposta in 3 giorni o revoca immediata. Ignazio Visco, il governatore di Banca Italia, benedice il MES, il Fondo Salva Stati. Solo vantaggi per noi, dice il governatore di Banca Italia, se i soldi saranno spesi bene, nessun problema di stigma. Il PD incalza Conte, dia risposte sul MES entro un mese. Nel mirino anche il ministro Speranza, presenti i progetti per la sanità, perché il MES, Fondo Salva Stati, è dedicato alla sanità. Per la svolta verde, invece, Green, un piano da 75 miliardi, con bonus ad aziende e manager ecologici. Su autostrade, ultimatum del governo, risposta in 3 giorni o revoca immediata. Così la Stampa in apertura. Di spalla i morti per Covid a quota 1 milione. Nel mondo, il professor Ricciardi fa il bilancio della situazione in Italia dopo la riapertura delle scuole e avverte Lazio e Campania sono a rischio. Alle pagine 8 e 9 della Stampa il dettaglio con l'opinione di Walter Ricciardi, il docente che si occupa, professore universitario e consigliere del Ministro della Salute. La normalità della scuola va assicurata ancora. Tra 2 settimane mi aspetto un peggioramento con più pressione sugli ospedali per l'arrivo di raffreddori e influenze, dice Ricciardi. Alla Francia serve un altro lockdown, da noi rischiano Campania e Lazio. Bisognerà aspettare fino a che il contagio non sarà diminuito per alzare la capienza degli stadi. Servono 2 settimane per essere certi delle scuole, ma la prima impressione è positiva. Se si è attenti, la vita sociale può continuare. Mi pare che le misure in Italia vengano rispettate, dice il professor Ricciardi alla Stampa di Torino. Sempre dalla Stampa, taglio alto, il commento di Massimiliano Panarari su Conte, il Doroteo della post-politica. Flavia Perina sui soldi a Tridico in un paese in crisi e poi gli Stati Uniti verso le elezioni. Commento di Vladimiro Zagrebelski. Ecco perché Trump può nominare la giudice Barrett. La nomina di Amy Coney Barrett a giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti mette in luce un carattere del sistema americano che lo differenzia nettamente da quelli propri della tradizione europea occidentale. Trump può nominare la giudice, mentre sempre dalla prima pagina Casal Pusterlengo sulla Stampa: ho preso il virus, licenziato a 17 mesi dalla pensione, per 33 anni ha lavorato dietro il bancone dei freschi al supermercato Famila di Casal Pusterlengo, poi si è ammalato di Covid. Venerdì scorso è stato licenziato a 17 mesi dalla pensione. E ancora in prima pagina: complotti, favole, bugie, la lunga marcia Novax dal Settecento a Beppe Grillo, lo scontro sui vaccini a più di 300 anni, scrive la Stampa di Torino, che dedica tutto il primo piano alla questione del MES, alla svolta ecologica con il piano del governo da 75 miliardi per
la svolta verde, gli aiuti dei fondi europei, il recovery cosiddetto, per la transizione verso la mobilità sostenibile, un piano verde, un Green Deal italiano, per convincere la Commissione europea e portare a casa quel 37% di risorse del Recovery Fund destinate alla rivoluzione verde. Per l'Italia si tratta di 75 miliardi di euro. Il piano sarebbe pronto e la maggior parte dei documenti è già in movimento verso le commissioni parlamentari che dovranno avviare l'esame, per incassare il via libera del Parlamento alle linee guida entro poche settimane e poi lanciarsi nella trattativa a Bruxelles e vedere i progetti operativi all'inizio del prossimo anno, al netto dei problemi emersi negli ultimi giorni per l'approvazione del Recovery Plan, con la nuova frenata dei paesi cosiddetti frugali. Insomma, in Europa si vedrà. Poi la questione delle autostrade, risposta in 3 giorni o sarà revoca immediata, e ancora lo stipendio di Tridico, questo l'abbiamo visto, mentre diamo un'occhiata adesso anche alle altre prime pagine. Il Fatto Quotidiano, in prima pagina sul Fatto, titolo d'apertura, argomento d'apertura: i mega stipendi a tutti i boiardi, ma attaccano il meno pagato, cioè Tridico, il presidente dell'INPS. Giornali e destre menano scandalo per i 150.000 euro del presidente dell'INPS, difeso da 5 Stelle, PD e Sinistra. Il Fatto presenta i maxi emolumenti degli altri dirigenti pubblici, dai 450.000 euro di Ignazio Visco, Banca d'Italia, ai 240.000 di tanti altri. E allora perché bisogna prendersela a male per Tridico? Il paradosso è questo qui: il giornale unico è contro Tridico, Di Maio si fida ancora di lui, ma la destra e la stampa attaccano sull'aumento del compenso per Tridico. Ci sono però tanti altri paperoni. Per esempio il direttore generale dell'INPS stesso, Gabriella Di Michele, 240.000 euro. Il governatore della Banca d'Italia Visco, 450.000. Fabrizio Salini, amministratore delegato della RAI, 174.000 euro all'anno. Ci sono troppe persone che guadagnano più del presidente. Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, 240.000, così come Giacomo La Sorella, presidente Autorità Comunicazioni Agcom, Roberto Rustichelli, presidente dell'Antitrust, altri 240.000, Giuseppe Busia, presidente ANAC, 180.000, Paolo Savona, Consob, 187.000, l'amministratore delegato della Consip, Cristiano Cannarsa, 192.000, Andrea Quacivi, amministratore delegato della Sogei, 205.000, Domenico Parisi, presidente dell'ANPAL, 176.000, Ernesto Maria Ruffini, direttore Agenzia delle Entrate, 240.000. E allora perché vi arrabbiate soltanto contro il povero Tridico? Scrive il Fatto Quotidiano. La striscia sopra la testata: autostrade, i Benetton violano i patti e respingono l'ultimatum di Conte, ora non resta che revocare la concessione. A furia di fare i furbi se la son cercata. E poi ancora la Lega, da Cremonini a Pesce, i finanziatori della scuola del senatore Siri, nella rubrica presa diretta di stasera, Riccardo Iacona su Rai 3. Quelli che finanziavano la scuola politica di Siri, i Cremonini e i Pesce. Stasera presa diretta sull'ex sottosegretario e la Lega che aveva i conti bloccati. Così Riccardo Iacona, che stasera prova a spiegare come sono stati spesi i 49 famosi milioni che la Lega dovrebbe restituire allo Stato, ma anche, oggetto di presa diretta di stasera, come ha fatto il partito a finanziarsi, visto che i suoi conti nel 2017 sono finiti sotto sequestro per via della sentenza del Tribunale di Genova. Si parlerà delle donazioni destinate alla scuola politica formalmente indipendente dalla Lega, creata dal senatore Siri. Per altre vicende, Siri è indagato a Roma per corruzione. La scuola di Siri, negli anni in cui il partito aveva i conti sotto sequestro, ha ricevuto parecchie donazioni da società private, tra queste quelle della multinazionale della carne Cremonini, scrive il Fatto Quotidiano. Mentre sempre dal Fatto Quotidiano cosa segnaliamo? L'inchiesta con Mediapart, la testata francese: in Russia insabbiano gli slogan anti-Putin suonando Beethoven a tutto volume durante i cortei e le proteste. Il Fatto Economico, con gli squali della finanza a caccia dei truffatori, le storie dei cacciatori di nuove Parmalat, da Bio-On a follie, i fondi si arricchiscono svelando i bluff e facendo crollare i gruppi. Ma c'è chi invoca una stretta, scrive il Fatto in prima pagina. Parla anche Giavazzi, l'economista bocconiano: non buttiamo i soldi dell'Unione Europea, il Recovery
Fund. E poi lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, andiamo a vedere la prima pagina della Verità di oggi. La Verità è il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, adesso lo vediamo, apre la sua prima pagina intanto con la foto di Papa Bergoglio. Vi racconto il caos che regna in Vaticano, l'intervista di Alessandro Rico al vaticanista Aldo Maria Valli. Estremamente interessante la chiacchierata, ci arriviamo dopo. Intanto l'apertura vera e propria è però il titolo principale: sulla banda degli incapaci, 3 manager in barca, pezzi di Daniele Capezzone, Antonio Grizzuti e Alessandro Rico. Tridico che fa la vittima: non ho deciso io l'aumento dello stipendio, ma dimentica che le vere vittime della sua inefficienza sono gli italiani. Parisi che non risponde su voli e navigator, presidente dell'ANPAL. Arcuri che pubblica finalmente i dati sulla gara dei banchi, che si conferma un gran pasticcio. E poi in primo piano il commento del direttore Maurizio Belpietro: ma Conte è distratto, non vede, non sente. Le favole di Giuseppe Conte. Anche i giornaloni si sono accorti che il reddito di cittadinanza non funziona. C'è voluto uno scienziato del calibro di Federico Fubini, giornalista del Corriere della Sera, esperto di affari economici ed europei, per scoprire ciò che noi nel piccolo spieghiamo da un paio d'anni. Grazie alla penna specializzata nella lotta alle fake news populiste, anche al Corriere si sono accorti che il sussidio voluto dai 5 Stelle, invece di aiutare chi non ha un lavoro a trovarne uno, incentiva chi ce l'ha a rinunciarvi. Anche i giornaloni si stanno rendendo conto che il reddito di cittadinanza è un invito a non lavorare e evadere le tasse, perché si può ricevere l'assegno dello Stato e sommarlo al salario in nero. L'unico che non sembra averlo capito è Giuseppe Conte, ma il Corriere ci ha informato oggi che Conte farà la revisione del reddito di cittadinanza. In primo piano anche Maria Giovanna Maglia sul papato in difficoltà, salta l'incontro con Pompeo, il segretario di Stato americano, e poi l'altro titolo a centropagina proprio di Francesco Borgonovo, che vi ricordo debutta oggi qui alla nostra RPL con una sua rubrica alle 9.30, il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 10.15, Piccola Patria, i subalterni. Alle 9.30 di stamani la prima puntata, appunto. Dicevo, La Verità con Francesco Borgonovo si occupa dell'Europa che ci impone l'utero in affitto. Ursula von der Leyen ha detto: chi è genitore in un paese dell'Unione Europea deve esserlo in tutti i paesi. Ma c'è anche in primo piano sulla Verità il pezzo di Laura Della Pasqua sull'infibulazione, ricerca shock, in Italia 5.000 bambine vittime dell'orrore nascosto. Una ricerca shock all'Università Bicocca di Milano sull'infibulazione. In Italia sarebbero circa 90.000 le donne vittime di questa barbara mutilazione. Di queste 5.000 sono bambine, ma l'orrore rimane nascosto, anzi a sinistra c'è chi lo vuole sdoganare. Poi ci sono le interviste del lunedì al presidente siciliano Musumeci, da criminale a allargare i nostri hotspot, al capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, un Republican Party tricolore attorno a Salvini. E poi adesso fondo l'esercito delle partite IVA, l'intervista di Federico Novella all'albergatore veneto Simone Furlan, che inventò l'esercito di Silvio. Ora fondo l'esercito delle partite IVA. I grandi eroi dei nostri giorni sono gli imprenditori. Il vero nemico è lo statalismo che regna al governo. La sinistra è il male, ma i grillini sono il male assoluto. Ma vediamo il primo piano della Verità, oltre la prima pagina, primo piano dedicato a Tridico. A pagina 2 il pezzo di Daniele Capezzone sulle comiche di Tridico. Non è colpa mia se ho preso l'aumento. Mister Imps sui 150.000 euro dice: non ho deciso io, non avrò arretrati. Lui fa la vittima, ma le vere vittime dei suoi flop sono gli italiani. Sui social circola un nomignolo invece di Tridico, Triplico, e allora il presidente cerca di buttarla sul lacrimevole. Colpiscono me per colpire il governo. E l'economista è uso a difese trafelate, ricorda Capezzone. Alla Camera Tridico giustificò la fuga di notizie sui furbetti del bonus parlando di evasione e celebrando il lavoro dell'istituto. Segue il pezzo di Alessandro Rico, tutti i buchi nella pazza gara per i banchi. Arcuri pubblica le carte e non i contratti. La società Nexus, mai considerata, dice, eppure risulta affidataria di un lotto, i banchi scolastici. Una delle ditte incaricate il 9 settembre si occupa di macchine agricole e permangono i ritardi. È stato consegnato solo il 12,5%
degli arredi. Il commissario Arcuri prima ha lanciato il bando, poi per sopperire alle carenze ha fatto ricorso a trattative private. Il risultato: molte scuole sono tuttora sguarnite. E Arcuri si piglia anche la bontà, scrive ancora La Verità. Cosa significa? L'uomo del pasticcio dei banchi adesso gestisce anche il tesoro delle donazioni degli italiani alla protezione civile, la solidarietà Covid, e lo spende senza controlli, scrive La Verità. Che fine hanno fatto le donazioni antivirus alla protezione civile? 179 milioni e rotti sono stati raccolti, e La Verità cerca di capire come sono stati impegnati. 11 milioni per le famiglie degli operatori sanitari, 168 milioni il fondo per i dispositivi di protezione. Siete tra i tanti italiani che hanno effettuato una donazione alla protezione civile per l'emergenza coronavirus. Sappiate che quei fondi sono finiti nelle mani del commissario straordinario Arcuri. E non parliamo di bruscolini. Secondo l'ultimo aggiornamento 18 agosto 2020, la cifra finora raccolta sfiora i 180 milioni di euro, sommando il fondo per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale e attrezzature sanitarie e il fondo per le famiglie degli operatori sanitari che hanno perso la vita. Gli italiani hanno un cuore grande, non importa che si tratti di aiutare le zone terremotate, la ricerca scientifica o acquistare alimenti per persone bisognose. Il nostro paese è molto generoso. Il principio è valido anche ai tempi del Covid, durante il quale privati, cittadini, imprese, fondazioni e banche hanno aderito alle numerose campagne di solidarietà. Senza dubbio, complice anche la pubblicità, quella lanciata dalla Protezione Civile rappresenta una delle raccolte fondi più importanti. Per importi raccolti, come sono stati spesi i soldi donati dagli italiani? Come è potuto accadere che il tesoretto si sia trasformato nel bancomat del commissario Arcuri? Questo è l'oggetto dell'inchiesta di Antonio Grizzuti sulla Verità di oggi, mentre a seguire c'è l'intervista al presidente della fondazione GIMBE, Gruppo Italiano Medicina basata sulle evidenze, un centro di ricerca e informazione sulla sanità in Italia attivo dal 96, presidente Nino Cartabellotta, palermitano, medico. Covid, nuova ondata in atto, ma non sarà come a marzo, dice il dottor Cartabellotta. I positivi restano alti per gli arrivi dall'estero, il tempo passato in ambienti chiusi e il freddo, ma non subiremo più l'effetto sorpresa. Poi c'è appunto l'intervista che dicevamo prima, nella quale accennavamo prima, al vaticanista Aldo Maria Valli. Il pontefice a metodi da junta militare argentina fa saltare teste in base all'umore. Raccontano che cambia opinione spesso e agisca fidandosi dei mi dicono. Ormai in Vaticano è guerra tra bande, dice il vaticanista Aldo Maria Valli. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica, scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Vai veloce tu! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio! Ah, proprio te cercavo. Senti, non capisco assolutamente niente di questa cosa del DAB. Analogico che non sei altro. Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto. Capito? Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo.
A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino. Una circolazione depressionaria si estende sull'Europa centrale e l'Italia portando nuvolosità irregolare, ma lascerà spazio al temporaneo rinforzo dell'alta pressione tra domani e mercoledì. Nel dettaglio oggi prevarrà il sole sul Piemonte e la Lombardia occidentale, mentre all'est sarà a tratti più nuvoloso, soprattutto in mattinata, probabilmente però asciutto. Le temperature massime sono previste tra 18 e 22 gradi. Tempo abbastanza soleggiato atteso per domani, ma con velature di nubi alte e poi passaggi nuvolosi più consistenti dal tardo pomeriggio. Asciutto salvo qualche fiocco di neve soltanto lungo le Alpi di confine. Mercoledì generalmente poco nuvoloso e un po' più mite. Tendenza per giovedì, ancora un po' di sole al mattino, poi graduale aumento della nuvolosità che porterà a qualche pioggia nel pomeriggio a partire dai rilievi e poi via via anche sulla pianura nella notte. Venerdì infine variamente nuvoloso con alcune piogge anche a carattere di rovescio, in particolare la mattina e poi in serata. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Torniamo alla verità con l'interessante intervista di Alessandro Rico al vaticanista di lungo corso, molto esperto, Aldo Maria Valli. Alla luce del caso Becciu, il Papa valuti se circondarsi di prelati figli unici, alludendo ai fratelli del cardinale Becciu. Quando uscirà l'enciclica Fratelli tutti, qualcuno potrebbe pensare male. Dunque, è vero che l'obolo di San Pietro è stato usato per l'acquisto dell'immobile a Londra, che i soldi della Caritas sono finiti alla cooperativa del fratello di Becciu? Non ho in mano le carte, risponde Valli, non posso giudicare. Il problema è capire perché questi scandali scoppino sempre più spesso. Le finanze vaticane sono senza pace da decenni. Penso al licenziamento di Ettore Gotti Tedeschi, che voleva fare pulizia dallo IOR, o risalendo fino agli anni 70 al coinvolgimento di Monsignor Marcinkus nel crack del Banco Ambrosiano e in altre vicende oscure. Nelle casse vaticane confluiscono da tutto il mondo somme enormi, dice Valli, ma le amministrazioni e i centri spesa sono tanti e differenziati. Molti hanno fatto in modo di non dover rendere conto a nessuno. Ne sa qualcosa il cardinale Pell. Ostacolato dal segretario di Stato Parolin, dallo stesso Becciu, voleva centralizzare le finanze della Santa Sede. Nel 2014 il cardinale George Pell fu nominato prefetto della nuova segreteria per l'economia, per centralizzare e controllare le amministrazioni. Io, dice il celebre giornalista vaticanista Aldo Maria Valli, andai in Vaticano per vedere come lavorava la segreteria. Un collaboratore di Pell mi raccontò della fatica che facevano con scarsi risultati per farsi dare i conti delle amministrazioni vaticane. Quei conti spesso nemmeno esistevano o erano stilati in modo approssimativo, magari per nascondere operazioni opache. Era una situazione di anarchia che non fu sanata, ma sappiamo come finì Pell, travolto dal processo per abusi in Australia. Alla fine è stato assolto. La regia dello scandalo, era stato accusato di rapporti sessuali con minorenni eccetera, fu vaticana? Non lo penso, risponde Aldo Maria Valli, ma sicuramente vennero stappate bottiglie di spumante in Vaticano per la brutta fine di Pell. La fine di Pell non è un caso isolato, pensi a Ettore Gotti Tedeschi, giusto appunto, e Libero Milone, il revisore dei conti poi licenziato. Senza dimenticare Carlo Maria Viganò, dal 2009 al 2011 segretario del governatorato. Tentò di razionalizzare le spese, di stroncare il clientelismo. Parlò col Papa di sperperi di denaro, fenomeni di corruzione, operazioni finanziarie o appalti opachi. Il presepe di Piazza San Pietro del 2008, per esempio, costò qualcosa come 550.000 euro. A cosa portarono le indagini di Monsignor Viganò? Fu allontanato, trasferito negli Stati Uniti come nunzio. Il problema alla fine è sempre quello, dice Aldo Maria Valli alla Verità, vale a dire chi lavora per la trasparenza viene estromesso, mentre le amministrazioni vaticane vogliono restare svincolate da ogni controllo, inclusa la Segreteria di Stato. Papa Francesco vuol davvero fare pulizia? La narrativa dominante è quella del povero Papa solo tradito dai collaboratori. Ma il Papa non è stato eletto ieri. Ormai tutti i principali incarichi nella curia romana sono ricoperti da persone scelte da lui. Eppure tutto verte intorno ad accuse che nascono spesso da carte uscite sulla stampa con l'interessato che si difende. Alla fine succede nulla, nel senso che non c'è un vero processo. Ci sono provvedimenti repentini del Papa che fa saltare qualche testa.
Lo stesso Becciu si è lamentato di questo giustizialismo, ma come si può pensare di amministrare il Vaticano in questo modo, osserva Carlo Maria Valli, vaticanista. Io comincio a pensare che il problema stia proprio a Santa Marta, forse nelle caratteristiche psicologiche di questo pontefice. Si racconta che Francesco passi dall'entusiasmo per una persona alla condanna e in questi passaggi si lasci facilmente influenzare. Un prelato, per esempio, liquidato così: mi dicono che lei sia diventato mio nemico. Si tagliano le teste in base ai mi dicono. Qualcuno ha parlato di clima da junta sudamericana. E non siamo lontani dal vero, prosegue Valli. Ci troviamo spesso di fronte a provvedimenti soggettivi dettati dalle circostanze, presi in base a chi vince la guerra tra bande. È molto triste, soprattutto per noi credenti. Da dove dovrebbe partire la pulizia delle finanze vaticane? Dall'indagine affidata a 3 cardinali, Herrans, Tomco e De Giorgi, da Benedetto XVI dopo il Vatilix. I 3 lavorarono bene. Ricorda la foto dei 2 papi a Castel Gandolfo, Benedetto e Francesco, con lo scatolone consegnato da Benedetto a Francesco, quasi un passaggio di consegne. Di quel rapporto non si parla più. Quali risultati? Chi era implicato? Se serve più trasparenza, questo rapporto dovrebbe saltar fuori. Poi c'è la questione dell'obolo di San Pietro, dovrebbe servire a finanziare la carità del Papa, ma investirlo non può servire ad accrescerne la dotazione. Il denaro per le attività caritative deve essere utilizzato solo per quelle. Le altre somme possono essere investite. Il Vaticano lo fa dall'Unità d'Italia, quando la Santa Sede si è trovata senza risorse di altro tipo, e poi dopo i patti lateranensi del 29 con le somme ricevute in risarcimento di espropri e confische. Una chiesa povera è una chiesa senza carità. Quella della chiesa povera per i poveri è una retorica assurda, osserva Aldo Maria Valli. Per evangelizzare la chiesa ha bisogno di risorse, ma deve trovarle in modo onesto e trasparente. Così Aldo Maria Valli, vaticanista di lungo corso, intervistato oggi dal quotidiano La Verità, da Alessandro Rico sul quotidiano La Verità. Intanto diamo un'occhiata anche alle altre pagine rapidamente della Verità di oggi. La von der Leyen che non ferma gli sbarchi ma impone all'Unione Europea l'utero in affitto. Chi è genitore in un paese deve esserlo in tutti, ha detto la Presidente della Commissione Europea. E poi sempre sul caos in Vaticano va segnalato il pezzo citato prima di Maria Giovanna Maglie. Il Papa non vedrà il segretario di Stato Pompeo. È saltato il faccia a faccia con il ministro degli esteri statunitense. Sarebbe stato il secondo dopo il vertice di un anno fa. Hanno pesato gli accordi tra la Santa Sede e la Cina, ma anche le conseguenze dello scandalo che ha portato alle dimissioni del cardinale Becciu, scrive Maria Giovanna Maglie. A seguire Daniele Capezzone intervista Massimiliano Romeo, capo dei senatori leghisti. Attorno a Salvini può nascere il Republican Party, il partito repubblicano italiano. Il nostro leader può unire l'attuale assetto del Carroccio con le altre culture sul modello americano. Lo scontro tra lui e Zaia, la sinistra sogna. Sul rapporto col Partito Popolare Europeo decidono Matteo e Giancarlo Giorgetti. L'obiettivo è proseguire la critica serrata a questa Europa senza passare per estremisti. Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, in un'intervista a Tutto Campo con La Verità, liquida come fantasia della sinistra l'idea di una divisione tra Salvini e Giancarlo Giorgetti e Luca Zaia dall'altra parte, disegna un orizzonte inclusivo per la Lega evocando il modello del Partito Repubblicano americano e fa chiarezza sul posizionamento rispetto all'Unione Europea. La conversazione parte dalla questione dell'Europa, dal rapporto con la Commissione Europea e questa visione di Europa, e poi tocca gli altri temi che abbiamo brevemente anticipato. Mentre sempre dalla Verità vi segnalo anche 2 pagine dedicate alle violenze nascoste sulle bambine immigrate in Italia. La questione dell'infibulazione e di altre pratiche orribili. In Italia sono 5.000 le ragazzine che rischiano di essere sottoposte a mutilazioni barbare, ricorda Laura Della Pasqua sulla Verità di oggi. E lasciamo La Verità per andare a dare un'occhiata anche a Libero. La prima pagina di Libero si apre con i grillini. Ecco, i grillini arricchiti sfruttano l'anticasta per guadagnare, il pezzo di Alessandro Giuli. Di Maio e Fico, prima di essere eletti, dichiaravano 0, ora incassano 98.000 euro. La Catalfo è passata da 28.000 a 120.000, Crimi da 23.000 a 97.000. Meglio fare i 5 Stelle che lavorare. Tridico resiste alla guida dell'Inps,
nonostante la paga triplicata. Così il Quotidiano Libero in apertura. Poi, altro che ius soli, il commento di Vittorio Feltri, impossibile integrare gli immigrati. Si continua a predicare che urge un piano per l'integrazione degli stranieri che giungono in Italia. Sarebbe risolutivo che gli immigrati riuscissero ad assimilare la nostra cultura e i nostri costumi. Il minimo che ci si aspetta da persone che ospitiamo è che si adeguino agli stili di vita della terra in cui sono venuti. Sarà banale, ma se inviti qualcuno a casa tua pretendi che si comporti in modo civile. Da noi succede un fatto disdicevole. Si trasferiscono tunisini a Roma, Milano, altrove, molti si distinguono in attività criminali. Poi, sempre da Libero in prima pagina, il delirio di Conte, cambiamo il capitalismo, il premier che imita il Papa, nel commento di Antonio Socci. A Giuseppe Conte, scrive Socci, va riconosciuta una straordinaria capacità mimetica. Ieri ha fatto addirittura un'esternazione anticapitalista e antiglobalizzazione. Se fosse intervenuto al forum di Cernobbio, oppure, scrive Antonio Socci, all'assemblea di Confindustria o a Davos, probabilmente avrebbe detto cose opposte. Ed è proprio per questa sua multiforme identità, una specie di Zelig, che riesce a rimanere a Palazzo Chigi con le più diverse coalizioni. Cambiamo questo capitalismo, ha detto Conte ieri, credendosi Papa Francesco, scrive Socci. Per il Premier l'economia di mercato sta cedendo il passo a una nuova fase, ma dietro alle parole fumose non c'è nulla. Oggi il capitalismo, ha detto Conte, deve esprimere nuove pratiche rispetto agli ultimi decenni. I cittadini iniziano a rifiutare gli stili di vita individualistici. Il vecchio modo di intendere il capitalismo è al tramonto. L'economia di mercato sta cedendo il passo a una nuova fase di mercato comunitaria. Sulle questioni economiche però c'è anche l'intervista di Francesco Specchia al banchiere Corrado Passera. Dare soldi ai politici è come buttarli nel pattume, titola Libero in prima pagina. Non lasciamo alla politica i soldi che l'Europa ci dà. Già partito l'assalto, è l'allarme di Passera, ex ministro nel governo Monti. Gli aiuti dell'Unione Europea vanno dati alle imprese e non a comuni e regioni, altrimenti ci ritroviamo con le aiuole al posto dell'alta velocità, dice Passera a Libero. I soldi da spendere, se accogliamo i progetti di ogni ente locale, i soldi si perderanno in 1000 rivoli. Serve una visione complessiva, dall'alto al basso. La selva di agevolazioni, detrazioni, deduzioni vanno tagliate in blocco, non una alla volta, se no chi subisce il taglio ti chiede perché io? I prestiti del MES, 36 miliardi del MES, vanno presi tutti, tanto ci indebiteremmo lo stesso e questo debito è meno caro e a condizioni più accettabili. E poi sono ripartito con una nuova avventura da un istituto grande come una filiale di Banca Intesa. Voglio arrivare a 3 milioni di clienti nel 2025, la sua banca, sfondata appunto da Passera. Mentre sempre da Libero segnaliamo un'altra questione, pure a sinistra si sono rotti di Marco Travaglio, la recensione di Gianluca Veneziani a un libro di Luigi Manconi. Adesso ci arriviamo un attimo solo, a pagina 17 la recensione in questione. Ora Travaglio è attaccato anche da sinistra. Luigi Manconi, storico esponente dei Verdi, critica il giustizialismo del direttore del Fatto Quotidiano e dei suoi seguaci. La legge diventa una clava usata contro la libertà e gli avversari politici, i casi di Berlusconi e Salvini. Mentre sempre da Libero, in primo piano c'è un'altra intervista al procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, lo intervista il direttore Senaldi. Vi spiego io perché l''ndrangheta sfonda al nord, dice Gratteri. L'intervista è a pagina 9, piuttosto interessante. Per salvare la giustizia estirpiamo le correnti della magistratura, dice anche Gratteri. E per quanto riguarda l''ndrangheta che sfonda al nord, la forza dei clan è il basso profilo. Imprenditori e politici usano i boss calabresi come un'agenzia di servizi, dice Gratteri. La crisi della magistratura. Palamara non è un caso isolato. Gli scandali e il vizio di chiedere favori ai politici hanno distrutto la credibilità della magistratura. Mi dicono che Napolitano non mi abbia voluto ministro perché mi riteneva troppo caratterizzato. Non so cosa intendesse, dice Nicola Gratteri. Un magistrato che è riuscito a diventare famoso pur non cavalcando le correnti, scrive Pietro Senaldi, anzi denigrandole pubblicamente.
Anche lui è un pubblico ministero, ma atipico, al punto che viene accusato di essere giustizialista non dai politici, ma dai propri colleghi. Nicola Gratteri, scrive Pietro Senaldi, sta provando a fare con l''ndrangheta in Calabria quel che Borsellino e Falcone tentarono con la mafia a Palermo. Ha la fortuna, a differenza di Falcone e Borsellino, che il governo e l'opinione pubblica si limitano a ignorarlo anziché mettergli i bastoni tra le ruote. La prima domanda è: in che stato è la giustizia italiana? Quali sono i suoi mali? Non è in ottima salute e sta attraversando un momento difficile, risponde Gratteri. Quando si vivono certe situazioni bisogna individuare rimedi. Sostengo che si devono realizzare, nel rispetto della Costituzione, le riforme per rendere sconveniente delinquere. Bisogna andare avanti nell'informatizzazione del processo, divenuta fondamentale soprattutto ora in tempi di distanziamento, e modificare una serie di norme che nulla aggiungono e molto tolgono. Questo è l'inizio della lunga chiacchierata con il procuratore Gratteri su Libero oggi in prima pagina. Su Libero c'è anche l'intervista al vice segretario della Lega Andrea Crippa. Dal sud all'Europa la Lega cambierà e rafforzerà Salvini, dobbiamo puntare su autonomia e lavoro, nell'Unione Europea conteremo di più. Se il centrodestra deve esistere, un leader ci deve essere e il leader lo fa il segretario che conquista più voti, dice Crippa nell'intervista a Libero, il quotidiano Libero, che si chiude, prima pagina di Libero, con Due cuori e due capanne, il pezzo di Daniela Mastromattei. Chi si ama davvero evita la convivenza, evita di convivere. Tema eterno come il mondo, ogni tanto Libero recupera anche i top, i classici, diciamo così, delle questioni sociali, tra virgolette, della pagina di Società e Cultura, tra virgolette, appunto, mentre i record di contagi in Campania. Nella regione 254 nuovi casi, 216 in Lombardia. Paghiamo la precarietà abitativa. A sud si rischia un settembre peggiore di marzo. Il virus si diffonde in casa dove si vive in troppi in poco spazio. Così su Libero. E poi c'è un'altra intervista ancora al cantante Fausto Leali. Io razzista? Ma se chiamavano negro pure me, paragonavano la mia voce ai cantanti di colore, era un complimento. Ho usato quel termine senza malizia nel Grande Fratello VIP, da dove è stato cacciato il buon Fausto Leali. E lasciamo con questo Libero e piccola pausa musicale adesso. Siamo sempre ai nostri compleanni in musica e oggi tocca a 28 settembre a Johann Mattheson, compositore tedesco ma anche scrittore, cantante, lessicografo, diplomatico di lungo corso, teorico musicale, amico di Georg Friedrich Händel. Dopo averlo quasi ucciso in una lite, Händel si salvò grazie a un grosso bottone di metallo che parò il colpo di spada di Johann Mattheson. Qui ascoltiamo Der Brauchbare Virtuoso, il virtuoso utile, sonata numero 2 in sol maggiore. Adesso ascoltiamoci anche un pezzo dell'Allegro.
28 settembre 1681 ad Amburgo nasce Johann Mattheson, di cui stiamo ascoltando appunto la sonata numero 2 in sol maggiore, Der brauchbare virtuoso, il virtuoso utile. E nel 1764 muore Mattheson, che stava per accoppare a colpo di spada Georg Friedrich Händel, di cui poi diventerà uno dei migliori amici. Curiosa la storia. Mentre torniamo, dopo ci torneremo sui nostri compleanni in musica. Il 28 settembre sono nati altri musicisti che vale la pena di conoscere, anche in riferimento ad alcuni fatti storici, come vedremo tra poco, celebrando un altro compleanno. Intanto torniamo alle prime pagine di oggi, ci rimane da vedere un bel sacco di roba. Il Giornale apre la sua prima pagina, il Giornale di Alessandro Sallusti, lo vediamo subito, internet permettendo. Polentoni siamo oggi, un po' lentoni, polentoni un po' lentoni, il futuro della coalizione, l'intervista a Alessandra Ghisleri, al centrodestra serve un leader pacificatore, gli italiani sono stufi dei toni aggressivi. Il riferimento è puramente così, a chi si riferisce il titolo del Giornale? Qual è il leader aggressivo di cui gli italiani sono stufi? Se vi viene in mente un nome, probabilmente è quello giusto. Il governo stoppa 300.000 pensionamenti, scrive ancora il Giornale. E poi l'altro titolo su Di Maio, che ora scarica Tridico, ma l'aumento lo ha deciso lui, invece Tridico è difeso da Di Maio, come abbiamo visto prima. E ora rischiamo di perdere anche il tricolore alle Olimpiadi. Il Comitato Olimpico contro Spadafora sul CONI. Sarebbe la peggiore sconfitta per gli azzurri, scrive il Giornale in prima pagina. L'Italia viola le carte del Comitato Olimpico, viola la carta del Comitato Olimpico. Siamo preoccupati per Milano Cortina 26. È l'allarme del presidente del Comitato Olimpico Thomas Bach sulla riforma dello sport in Italia. Rischio atleti a Tokyo senza bandiera né inno. Incontro fissato a metà ottobre, ma ad oggi non ci sono le condizioni, fa sapere il Comitato Olimpico. La riforma dello sport italiano si è impantanata, il ministro Spadafora è sotto tiro nel suo movimento, i 5 Stelle. Al CONI sono preoccupati, temono che se la riforma non dovesse andare in porto il Comitato Olimpico possa intervenire. Non posso nasconderle, dice il presidente dello stesso comitato, Thomas Bach, che siamo molto preoccupati della situazione in Italia. Abbiamo inviato una lettera al Ministro dello Sport, temo che con questa riforma l'Italia possa avere molte meno chance a Tokyo, questo può significare meno medaglie. Mi auguro che tale situazione possa sbloccarsi. Il pericolo è la sospensione del CONI, azzurri ai giochi sotto l'egida del CIO, niente sport a squadre, niente inno di Mameli, si rischia grosso. Il CONI sta facendo tutto il possibile per non arrivare a tanto, i comitati olimpici devono essere in conformità con la Carta Olimpica, speriamo in una rapida soluzione della questione, dice il presidente del Comitato Olimpico. La stizza la reazione di Spadafora, non ha letto il testo, ma le federazioni sono in ansia. Insomma, la riforma deve essere in armonia con la Carta del Comitato Olimpico, se no ci scaricano, rischiamo di perdere il tricolore, scrive il Giornale, mentre sulle autostrade la revoca ai Benetton, ma una lettera inguaia il governo, l'autogol del governo, scrive il Giornale, nella partita per la vendita di autostrade a Cassa Depositi e Prestiti, la minaccia di revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia rischia di diventare carta straccia a causa di una lettera inviata ad Atlantia proprio dal Ministero dei Trasporti, e la società accusa il governo di organizzare un esproprio. Mentre per gli ospedali dopo 3 mesi riaprono i reparti Covid, Niguarda in prima linea, ritardi al sud, prima nel piccolo ospedale dell'Aquila, il G8, poi a Genova, al San Martino, ora anche al Niguarda di Milano. Da una decina di giorni una casella spinge l'altra e riaprono i reparti Covid, si riattivano anche i letti di terapia intensiva. La curva epidemica cresce lentamente, ma con l'aumento dei casi sale anche il numero di quelli gravi, così il Giornale in prima pagina. In prima pagina anche l'inchiesta in Vaticano e il sospetto di Becciu, so chi è stato ad incastrarmi, scrive il Giornale in prima pagina. Pagina 14 c'è il servizio, tutti i veleni del Vaticano,
Il sospetto di Becciu, so chi è stato a colpirmi, si indaga su altre operazioni del cardinale. Un laico e un monsignore sarebbero le talpe. Bergoglio in difficoltà, calano le offerte, si moltiplicano i nemici, scrive il giornale in prima pagina. E sempre dalla prima pagina del giornale, il tema senza tempo di un bambino che sogna un'officina. Lo scrive Luca Fazio, il cronista giudiziario del giornale. Un foglio che svolazza, forse fuggito da una cartella o dalla borsa di una maestra. Il vento si ferma, si può afferrare il foglio, sottrarlo al suo destino di cartaccia e scoprire che è un romanzo in 12 righe. Un'autobiografia futura, un sogno ad occhi aperti, il ritratto che un bambino milanese degli anni 20 del XXI secolo fa di sé, roba da gridare al miracolo. Questo bambino non vuole fare il calciatore né andare al Grande Fratello o in Parlamento, non sogna una laurea, scrive Luca Fazzo, da ingegnere o una cattedra da maestro o il reddito di cittadinanza. Il suo sogno è sporcarsi le mani. L'officina sarà il suo regno e la sua casa la immagina dentro l'officina. Insomma, una lettera trovata dal cronista del giornale in un parco di Milano. Il sogno senza tempo di un bambino. Da grande farò il meccanico. I desideri semplici del ragazzino, non il calcio o la TV, ma una grande officina. Cosa mi piacerebbe fare da grande e perché, era il tema. E questo bambino scrive con la grafia proprio infantile: da grande mi piacerebbe il meccanico, lavorare in una grande officina, mi piacerebbe lavorare col mio amico Pier Giuseppe, vorrei lavorare con tante attrezzature diverse, mi piacciono tanto le auto d'epoca ma anche le auto moderne, vorrei l'officina a Milano e vorrei una casa dentro l'officina, scrive questo bambino, la cui lettera è stata trovata appunto dal cronista del giornale in un parco milanese. È un tema in cui un bambino racconta quello che vorrà fare da grande, un'officina meccanica. A proposito, oggi, dopo Piccola Patria di Francesco Borgonovo, vice direttore del quotidiano La Verità, che debutta tra poco alle 9:30 qui a RPL, non perdete questa nuova rubrica della nostra radio. Oggi a seguire poi c'è una puntata molto interessante di Zoom condotta da Antonino Danna a proposito di automobili e del sogno del bambino di fare il meccanico. Oggi Antonino Danna ci porta a Milano con tanti ospiti. All'angolo tra via Serra e viale De Gasperi a Milano c'è un cancello coperto da erbacce e dietro un campo spoglio è rimasta in piedi una guardiola. È ciò che è rimasto a Milano della storia dell'Alfa Romeo, che al portello ebbe inizio nel 1910 sulle ceneri della fallita Darracq. Quest'ultimo pezzo del portello, col cancello disegnato niente meno che da Gio Ponti per difendere il segreto industriale, quest'ultimo pezzo di portello è, insieme al muro di cinta, un pezzo di storia. Un pezzo di storia che non può restare solo nel nome di una fermata della linea 5 della metropolitana. I guardiani del portello saranno ospiti oggi di Antonino Danna della sua rubrica Zoom e racconteranno come abbiano chiesto al sindaco di Milano Beppe Sala di salvare questo pezzo di storia d'Italia. Le sorprese non mancheranno. In diretta questa mattina dalle 10:35 nella rubrica Zoom di Antonino Danna. Dopo la Piccola Patria, i subalterni, la rubrica di Francesco Borgonovo, e dopo la consueta chiacchierata alle 10:15 sui fatti del giorno con Daniele Capezzone. Non perdete la puntata di Zoom alle 10:35, si parla di qualcosa che non è solo mitologia, è anche storia della nostra industria, ovvero appunto si parla di Alfa Romeo e di ciò che ne è rimasto a Milano. Molto poco naturalmente al portello, ma una memoria interessante per molteplici motivi. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui
Parlamento. E diamo il benvenuto e il buongiorno, come tutti i lunedì, a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, partiamo da uno dei temi del giorno, ovvero da ciò che annuncia il Corriere della Sera, che rilancia stamattina con il cambiamento del reddito di cittadinanza. Conte, dopo aver detto che si chiude con quota 100, dice che adesso si cambia il reddito di cittadinanza perché chi rifiuta il lavoro deve perderlo, insomma non funziona così com'è. Che te ne pare dopo la vicenda Tridico e il caso dello stipendio del presidente dell'INPS, che è passato da 60 a 150 mila euro, e la polemica che ne è scoppiata intorno? Beh, allora, il cambio del reddito di cittadinanza ovviamente non può che vederci d'accordo, anche se dovremmo capire come lo vogliono cambiare, ma fondamentalmente basterebbe far applicare quella che è la legge del reddito di cittadinanza, che, come ricorderanno gli ascoltatori, abbiamo votato anche noi durante il periodo del governo giallo-verde, ma se uno va a vedere la norma in teoria è molto stringente, nel senso prevede che il reddito di cittadinanza sia un passaggio temporaneo, legato a un periodo in cui si cerca il lavoro. Il problema è che tutto il meccanismo messo in piedi non funziona il passaggio proprio della politica attiva, cioè della ricerca del lavoro, e quindi il reddito di cittadinanza è diventato un assegno, un sussidio di mantenimento perenne, senza fondamentalmente uno sbocco, senza che possa incentivare uno sbocco lavorativo. Questo è il problema, quindi se l'hanno capito anche loro e si vorranno mettere mano, questo non può che farci piacere. Altra cosa invece è il fatto che il Presidente Conte abbia già annunciato, cosa che noi sapevamo perfettamente, perché diversamente l'Europa i famosi miliardi di prestiti non ce li avrebbero dati, il fatto che abbia annunciato di voler togliere quota 100, quindi di non volerla rifinanziare alla scadenza naturale del 2021. E questo per noi invece è un tema politico su cui daremo battaglia, perché è stato ampiamente dimostrato che il costo di quota 100 è perfettamente sostenibile, perché riteniamo che sia una misura di giustizia sociale e di equità. Per quanto riguarda Tridico, cosa vuoi che ti dica? Sì. Sorprende. Tu ne hai chiesto le dimissioni, no? Sì, ho chiesto le dimissioni, ma è l'ennesima dimostrazione dell'ipocrisia dei 5 Stelle. Ci hanno fatto votare un referendum per il taglio dei parlamentari la settimana scorsa e sono stati promotori dei tagli alla casta, dei costi della politica, eccetera, e i cittadini italiani hanno fatto, dopo l'ubriacatura per la vittoria del sì, da distanza di una settimana hanno scoperto che invece i dirigenti scelti dai 5 Stelle si raddoppiano lo stipendio nonostante i risultati vergognosi, perché poi il problema è che il presidente dell'INPS ha la responsabilità del fatto che ci siano lavoratori che non hanno preso la cassa integrazione ancora da marzo, ci siano dei ritardi enormi nelle pratiche per dare l'assegno della cassa ai lavoratori, se uno telefona all'INPS per avere una risposta su qualche ritardo, qualcosa, non riesce ad avere risposte perché ci sono tutti i dipendenti in smart working e fondamentalmente è un ente che non sta funzionando, che in un contesto come questo il presidente in quota 5 Stelle si raddoppi lo stipendio, insomma, dal metro dell'ipocrisia del Movimento 5 Stelle. Ecco, a proposito di alti burocrati, il presidente della banca, il governatore della Banca d'Italia Visco, ha parlato ieri sulla questione dei fondi europei, Recovery Fund e MES. Bisogna prenderli tutti e due, ha detto sostanzialmente Visco, e bisogna fare in modo che siano investiti per l'istruzione, per la ricerca, eccetera, eccetera, e per la sanità, il MES. Allora, MES e Recovery sono un affarone, dice Visco. Il tuo punto di vista? Noi abbiamo già spiegato ampiamente perché non è così. Il MES certamente no, perché sono 37 miliardi che sono pochi, e sono pochi miliardi che si potrebbero reperire facilmente sul mercato con delle condizioni che rischiano di essere molto pericolose per la nostra economia, perché sono 37 miliardi che saranno vincolati alla destinazione della spesa sanitaria e per quello che è il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e per quello che è il regolamento europeo sul fondo salva stati, se tu prendi quei denari sarai sottoposto poi a un controllo rafforzato da parte degli altri paesi dell'Europa nel momento in cui tu non riuscissi a restituire. E il controllo rafforzato significa che di fatto
consegni le chiavi della gestione della tua politica economica agli altri, cioè gli altri paesi europei possono dirti quali tipi di riforme devi fare, dove devi tagliare, ed è un rischio che secondo noi non vale la pena prendersi per una cifra così bassa. Per quanto riguarda il recovery fund invece si parla di una cifra più alta, che sono 209 miliardi, però bisogna sempre ricordare che sono 209 miliardi da spalmare su un settennato, quindi se si pensa che sono divisi su 7 anni non sono poi così tanti, e anche qui si tratta in parte di prestiti, in parte di ampliamenti di finanziamenti comunitari che già esistono, ma anche questi sono denari che si possono spendere soltanto per quelle che sono le linee di indirizzo europee, un po' come i fondi europei adesso. Ora, anche questo meccanismo ha dei problemi, ha gli stessi problemi del MES dal punto di vista del controllo rafforzato, cioè l'accordo sul recovery fund dice che una volta ottenuti questi soldi tu devi presentare un piano di riforme, infatti il Parlamento sta lavorando con il governo a questo piano nazionale di riforme, vedremo cosa conterranno, una appunto l'abolizione di quota 100, tanto per intenderci, quindi partiamo già nel segno del taglio della spesa sociale, presentare un piano di riforme e poi sei sottoposto a una vigilanza della Commissione del Consiglio europeo su come progredisci nel spendere questi soldi. E questi soldi sono soldi che, da quanto sappiamo, si possono spendere sulla cosiddetta agenda green, quindi la conversione energetica in senso ecologista, e nella digitalizzazione. Per carità, tutto serve, ma siamo più sicuri che in questo momento, se diciamo un imprenditore ti diamo dei soldi per mettere i pannelli solari, sia quello di cui ha bisogno. Quindi noi chiediamo, a parte contestare insomma la straordinarietà di questa misura, come viene disegnata, come se fosse fondamentale, noi riteniamo che così non sia e che anche il recovery fund abbia dei problemi. Detto ciò, se il governo deciderà di prenderli, noi abbiamo chiesto che siano coinvolte le regioni nella gestione e nella destinazione di quei fondi, perché essendo le regioni gli enti che gestiscono i fondi europei devono essere coinvolte nella programmazione di come spendere questi soldi, ma sappiamo già che saremo ascoltati. Allora, la Stampa oggi anticipa un indirizzo, diciamo, nell'utilizzo di questi fondi europei del recovery fund cosiddetto, per il piano verde, no? 75 miliardi di euro, e secondo quello che abbiamo letto stamani il piano del governo sarebbe già pronto, la maggior parte dei documenti già in movimento verso le commissioni parlamentari che dovranno esaminarlo, per incassare il via libera del Parlamento alle linee guida in poche settimane, poi la trattativa a Bruxelles. Ti risulta tutto questo movimento? 75 miliardi di euro e poi altri 80 per il mezzogiorno, scrive la Stampa, nel rispetto delle richieste della Commissione europea, eccetera. Alta velocità il governo, e via dicendo. Sì, sicuramente il governo sta stilando uno suo elenco di priorità, e questi elenchi, queste proposte arriveranno nelle commissioni parlamentari nelle prossime settimane, e questo già ti dà il metro, ti dimostra quello che dicevo prima, cioè che un percorso dovrebbe essere deliberato dal Parlamento e dal nostro punto di vista concordato con i presidenti delle regioni, in realtà nell'idea di Conte ci verrà calato dall'alto come tutto il resto, anche perché voglio ricordare che noi stiamo parlando di fondi che andremo a chiedere, ma il Parlamento non ha ancora dato un mandato a Conte per farlo, ma ormai le pratiche parlamentari con l'emergenza Covid abbiamo capito che sono superflue, no? Però insomma, se volessimo andare nel dettaglio di cosa sta succedendo, il governo si sta muovendo senza aver mai avuto un mandato parlamentare e farà le sue proposte alla Commissione europea probabilmente senza un dibattito parlamentare vero, semplicemente comunicandoci quello che hanno deciso loro e ottenendo un via libera da parte della maggioranza. Però sì, ci risulta che stiamo facendo i loro piani e ce li comunichino e basta. Per quanto concerne invece sempre gli altri argomenti di attualità, questa settimana si apre la 3 giorni a Catania nel nome della libertà, in coincidenza con sabato l'inizio del processo a Matteo Salvini per i fatti della nave Gregoretti. Ce ne vuoi parlare, Riccardo? Di cosa si tratterà? Oggi c'è un'intervista, l'abbiamo letta, a Stefano Candiani, che è commissario in Sicilia, uno degli organizzatori di questa 3 giorni. Che tipo di filosofia c'è dietro a questa iniziativa, Riccardo? Diciamo che è un'iniziativa in evoluzione, però l'idea, visto che ci fa una grande attenzione mediatica su Catania ovviamente perché c'è il processo a Matteo, e visto anche che c'è una tornata amministrativa in Sicilia, perché in Sicilia la tornata dei comuni, la tornata elettorale
è spostata rispetto a quella nazionale, essendo una regione a statuto speciale. L'idea è andare in Sicilia in quei 3 giorni a fare campagna elettorale sul territorio. A me, ad esempio, io sarò, se non sbaglio, mi ha organizzato un evento il buon Candiani a Milazzo, e altri colleghi insomma saranno in altre città che vanno alle amministrative, che vanno al voto nei prossimi giorni, e insieme alla campagna elettorale fare anche un momento di approfondimento politico nella città di Catania, per fare un grande evento di rilievo nazionale per la prima volta in Sicilia. Ecco, questa è un po' la logica, e questo evento consisterà fondamentalmente di una serie di dibattiti, di tavole rotonde su diversi temi che si svolgeranno a Catania. Quindi non farà, tanto per chiarirci, una manifestazione di piazza davanti al tribunale contro i giudici o niente di tutto questo. Sarà un evento legato alle elezioni amministrative e ovviamente per portare l'attenzione mediatica su Catania, sulla Sicilia, in un giorno particolare, ma dove gli esponenti della Lega parleranno di politica, non faranno altro. Ecco, ti appassiona la discussione invece sulla leadership nel centrodestra, su che cos'è il centrodestra, su chi deve essere il leader? Oggi sul giornale c'è un ritratto, no? Gli elettori dice la sondaggista Ghisleri, si sono rotti le scatole dei leader troppo aggressivi, e il riferimento neanche troppo velato ovviamente è al segretario Salvini, no? Al centrodestra serve un leader pacificatore, dice la Ghisleri. Ti appassiona questo dibattito? Diciamo che più che appassionarmi è una settimana, cioè da dopo le elezioni regionali, che me ne devo occupare mio malgrado, nel senso che in tutte le interviste, le trasmissioni televisive eccetera, questo è un po' il tema, e che è un attacco prevedibile e ingeneroso da parte degli altri esponenti del centrodestra a Matteo Salvini, per una ragione che a me è chiarissima, nel senso che in vista delle prossime elezioni politiche, che oggi come oggi si delineano più distanti, a parte che dal mio punto di vista sono sempre state targate 2023, io onestamente non ho mai creduto che ci potesse, neanche venisse giù un meteorite, questi si staccano dalle poltrone, quindi figurarsi se il risultato delle regionali avrebbe cambiato in qualche modo la tenuta del governo. Al massimo avrebbe potuto aprire una crisi interna del PD, ma non del governo. Quindi le elezioni fanno nel 2023 e qualcuno percepisce questa prospettiva come un periodo di tempo sufficiente per cercare di logorare la Lega e scarsire la leadership di Salvini, perché sappiamo benissimo che a casa dei nostri alleati non è che tutti sono così contenti. Ci sono grandi estimatori di Matteo, simpatizzanti della Lega, ma è chiaro che è sempre una competizione, no? Quella tra i partiti del centrodestra, e quindi è evidente che mettere in discussione Salvini non è un attacco a Salvini, è un attacco alla Lega, perché la Lega è il primo partito della coalizione, quindi di conseguenza rivendica ed esercita infatti la leadership del centrodestra, perché è stata premiata dagli elettori, proprio per il lavoro di Matteo Salvini. Mettere in discussione, criticare Matteo Salvini lo fanno sapendo perfettamente che mettendo in discussione Salvini si indebolisce la Lega, perché il nostro boom elettorale è sicuramente dovuto al pezzettino che facciamo tutti quanti noi sul territorio, ci mancherebbe altro, i nostri sindaci, i nostri amministratori, però è innegabile, insomma, dal punto di vista mediatico, di governo, di territorio, il lavoro che abbia fatto Matteo Salvini. E quindi chi vuole indebolire la Lega, chi non accetta un centrodestra a trazione Lega, cerca di mettere in discussione tutto quello che fa Salvini. Se Salvini dice bianco, dicono nero. Se Salvini dice qualcosa di moderato, se ne esce qualcun altro dicendo che la Lega ha sbracato, si è svenduta, eccetera. Se Salvini usa dei toni un po' più duri, esce qualcuno dicendo che bisogna essere un po' più morbidi. Se non vinciamo in Toscana, che è già un risultato straordinario, adersela giocata, si inizia a dire che la leadership è appannata perché non ci sta spalata in Toscana. Insomma, è un controcanto continuo che lascia il tempo che trova. Intanto Salvini, intervistato da Francesco Storace sul Tempo di Roma, dice: non chiamo Conte a processo per la nave, non lo chiamo in corresponsabilità, anche se è evidente che quella fu una scelta politica di tutto il governo, no? Beh, certo, è evidente che è stata una scelta politica di tutto il governo, perché tutti sanno che la prassi, quando arrivavano le navi con i migranti, era sempre quella di fermare le navi e di chiedere che ci fosse una ripartizione dei migranti tra i vari paesi europei. Quindi questo è stato fatto per un anno e non si capisce perché nel caso della Gregoretti, come quello della Open Arms, che è l'altro
caso su cui c'è stata l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, invece si ravvede una responsabilità personale del ministro Salvini e non legata a quella che era la linea politica del governo. La risposta non ce l'abbiamo, molto semplice, perché nel caso della Diciotti, che era identico a quello della Gregoretti, perché sempre di nave militare si parlava, non c'è stata l'autorizzazione a procedere perché Salvini era ancora in maggioranza con 5 Stelle. Nel momento in cui la Lega è andata all'opposizione, il voto sull'autorizzazione a procedere è diventato un voto di tipo politico, quindi un voto fatto per far fuori un avversario politico. C'è una roba disgustosa. Cioè, quella che dovrebbe essere una garanzia per un ex ministro, cioè il fatto di essere tutelato nella sua azione amministrativa dal fatto che agisca all'interno della linea politica del governo, non è stato valutato nel merito dal Parlamento, ma si è semplicemente votato contro un avversario politico per rendergli la vita difficile e mandarlo a processo. E Conte, che abbia avallato tutto questo, insomma, lo lascio commentare chi ci ascolta. Ultima cosa, la legge elettorale, secondo te si procede, si va avanti, in che direzione? L'ultima che abbiamo visto stamani è quella di Di Maio, che dice che va bene la soglia del 3% per la prossima legge elettorale proporzionale. E poi gli appuntamenti della settimana alla Camera. Cosa c'è di importante nel calendario di questa settimana, Riccardo? Guarda, i due temi si legano molto bene, perché in teoria questa deve essere la settimana della legge elettorale, in realtà è della legge costituzionale, diciamo, di adeguamento della Costituzione al nuovo taglio dei parlamentari sulle circoscrizioni elettorali. In realtà nulla di tutto questo sarà discusso perché non c'è l'accordo nella maggioranza, e quindi questa settimana sarà una settimana molto leggera, cioè non ci sarà fondamentalmente nulla di rilevante alla Camera. Avremo una serie di ratifiche di trattati internazionali che, diciamo, sono i temi che si inseriscono quando il calendario è vuoto, tanto per spiegare, insomma, a chi non è pratico dei lavori parlamentari, perché sulla legge elettorale appunto non c'è un accordo. Non c'è un accordo perché adesso il PD, dopo il risultato delle regionali, inizia a essere tentato dall'ipotesi maggioritaria per blindarsi i 5 Stelle insieme, no? Per portarlo a fare un'alleanza, una coalizione, e i 5 Stelle ovviamente continua a spingere per il proporzionale perché diversamente non farebbero nemmeno un eletto. Italia Viva, come sappiamo, vuole il maggioritario perché gli convengono i collegi, diversamente non farebbe nemmeno un eletto avendo un partito dall'1%, e poi c'è il tema della soglia di sbarramento dove l'EU e Italia Viva la vogliono abbassare sempre di più perché sono partiti che non esistono nella realtà, quindi con una soglia al 5 fondamentalmente si troverebbero fuori dal Parlamento. È un dibattito molto interessante, credo che non ci sarà un accordo a breve nella maggioranza. Quello che è certo è che con un sistema proporzionale, che è quello che molto probabilmente verrà fuori, e il taglio dei parlamentari, il loro obiettivo è avere la prossima volta una situazione nuovamente di ingovernabilità, se non attraverso una serie di alleanze parlamentari fuori da quella che è la logica politica in cui ci si presenta agli elettori, quindi delle alleanze che vadano oltre al perimetro del centro-destra e del centro-sinistra. Questo è l'unico modo per i 5 Stelle di restare nei giochi, anche se avranno pochi parlamentari. È un sistema che ricorda quello della Prima Repubblica. La differenza è che i protagonisti della Prima Repubblica erano i Craxi, gli Andreotti e i Berlinguer, e qua invece abbiamo i Di Maio e Bonafede. Bene, allora io ringrazio Riccardo Molinari, che è stato con noi come tutti i lunedì. Grazie davvero Riccardo, buon lavoro e buona settimana. Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori. Qui Parlamento. E noi facciamo adesso una piccola pausa musicale ricordando un altro compleanno in musica. Ne parliamo tra pochissimo, intanto sentiamo questo brano.
28 settembre 1881 nasceva a Londra Henry Ernest Gill, pianista inglese, compositore, arrangiatore. Questo era il concerto di Varsavia, una breve opera per pianoforte e orchestra di Richard Addison, in realtà qui trascritta da Henry Ernest Gill per pianoforte solo, scritta per il film britannico Dangerous Moonlight, che riguarda la lotta a Varsavia contro l'invasione nel 1939 da parte della Germania nazista. Concerto scritto a imitazione dello stile di Rachmaninoff, che diede inizio a una tendenza di concerti brevi per pianoforte soprannominati concerti tabloid. Henry Ernest Gill, Londra, nasce il 28 settembre del 1881, questo è il concerto di Varsavia. Torniamo ai quotidiani di oggi molto velocemente per segnalare un'altra prima pagina. La prima pagina del quotidiano romano, Il Tempo di Roma, diretto da Franco Bechis, che si apre appunto con Conte Tridico, ne abbiamo parlato prima, e le bugie sul caso INPS. Palazzo Chigi coinvolto nell'ok all'aumento di stipendio, è stato il presidente INPS a darsi 88.000 euro in più di prima. Ma c'è un'altra questione, mezzo governo è in conflitto di interessi, sollevata da Fosca Bincher, cioè dal direttore Franco Bechis, e poi l'intervista a Salvini, Francesco Storace, che abbiamo detto prima, non chiamo Conte a processo per la nave perché non c'è nessun reato. Non ho commesso reato io, non ha commesso reato lui, c'è una responsabilità politica che è una cosa diversa, dice Salvini, per il processo a Catania. Sul caso Gregoretti la nave, mentre mezzo governo è in conflitto di interessi, vediamo subito perché. Perché ben 134 familiari di 68 ministri e sottosegretari non hanno fornito i dati sullo stato patrimoniale. La relazione semestrale dell'antitrust sconfessa PD e 5 Stelle. Pensano al conflitto di interessi ma non rispettano le leggi in vigore. Paola Carinelli, deputata 5 Stelle, ha una partecipazione in un'importante azienda cosmetica che produce gel igienizzante. L'opacità sui patrimoni è grave e la trasparenza necessaria anche per evitare nuovi casi come quello del vice ministro Sileri assolto. Così Franco Bechis sul suo quotidiano. Poi a seguire c'è una conversazione di Pietro De Leo con il deputato del Carroccio, che è commissario a Roma, ex sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, sull'INPS la Lega estranea. Quando cadde il governo il CDA dell'INPS non esisteva, le nomine decise da Conte con PD e 5 Stelle. Quanto ai compensi nessuno aveva mai parlato prima di cifre. Ero al governo, non sapevo di un accordo tra 5 Stelle e Lega, semplicemente perché non esisteva. Conte non poteva ignorare, ha affermato di non sapere nulla dello stipendio, ma Dagospia afferma le riunioni sul tema si sono svolte a Palazzo Chigi. Così mentono Tridico e Conte, scrive Franco Bechis. L'aumento di stipendio del presidente dell'INPS è stato firmato dal sottosegretario Fraccaro. Il premier non poteva non sapere. Il presidente ha deliberato in pieno lockdown il raddoppio dei suoi emolumenti, chiedendo anche gli arretrati. In una nota di Palazzo Chigi protocollata il 14 luglio è arrivato il via libera al nuovo compenso. Mentono così sia il premier che Tridico, scrive Franco Bechis. E poi c'è una pagina dedicata alla questione vaticana, spuntano altri finanziamenti alla Angels del cardinale Becciu, un giallo dietro l'altro nel licenziamento del cardinale Angelo Becciu, e l'ultimo è quello di un finanziamento ai fratelli del Porporato di 1,5 milioni di euro dal petroliere africano Antonio Moschito. Questa è la cosa che avrebbe fatto arrabbiare di più il Papa, così sul Tempo di Roma. Con il Papa da 75 anni, noi i suoi angeli custodi, c'è un'intervista di Francesca Musacchio a Luigi Carnevale, dirigente dell'organo di polizia di Stato, che descrive il suo lavoro. L'attentato a Giovanni Paolo II alle Torri Gemelle lo ha completamente cambiato.
Oggi udienza speciale col Santo Padre per l'anniversario della fondazione dell'Ispettorato Vaticano, scrive Il Tempo di Roma, dal quale vi segnalo anche una lunga chiacchierata di Giovanni Terzi con Milo Infante, vice direttore di Rai 1, conduttore di Generazione Giovani. La TV proponga modelli positivi ai ragazzi e il DASPO per chi fa violenza nei locali. Con questo lasciamo anche Il Tempo di Roma. Velocemente dal Sole 24 Ore di oggi, l'apertura del quotidiano di Confindustria, l'edizione del lunedì, dedicata oggi in particolare al reddito di cittadinanza che scade per metà delle famiglie. 635.000 assegni a capolinea da ora a fine anno, un mese di stop, poi l'eventuale bis. Più 25,8% il boom del reddito da gennaio, 1.200.000 nuclei assistiti, solo 220.000 le offerte arrivate dai navigator. Così sul Sole 24 Ore del lunedì. Noi ci fermiamo qua, tra poco debutta la nuova rubrica di Francesco Borgonovo, La piccola patria e i subalterni, ve ne parlerà direttamente il vice direttore del quotidiano La Verità, tutti i lunedì e i venerdì dalle 9.30 alle 10.15. Tra pochissimo debutta questa nuova rubrica che arricchisce la nostra offerta della nostra radio. E intanto musica. 28 settembre 1895 nasceva Dave Franklin a New York. Era uno scrittore, un compositore, pianista, compositore di canzoni, che divenne famoso ed è famoso tutt'oggi per il pezzo The Merry-Go-Round Broke Down, che senz'altro riconoscerete perché era la sigla della serie dei cartoni animati Looney Tunes. Sentitelo un po' e poi il debutto della nuova rubrica di Francesco Borgonovo, non perdetela. Intanto sentite questa.